cameriere lascia stare, camminare io so. L'aria fredda, sai, mi sveglierà, oppure dormirò. Guardo lassù la notte, quanto spazio intorno a me. Sono solo nella strada. Somigli molto, non sei come lei, però prendi la mia mano e cammina insieme a me. Il tuo viso adesso è bello, tu sei bella come lei. Guardo lassù la notte, quanto spazio intorno a me. Sono solo nella strada, insieme a te, insieme a te. Buongiorno, buongiorno, bellissima questa canzone, ma le parole senza luce, queste donne, molte donne che non riescono più a vedere la luce, perché questi uomini veramente vanno fuori di testa, non sono pazzi, c'è un momento di depressione, non si sa, però avete sentito anche ieri che tragedia ad Alessandria, questo uomo che ha ucciso la moglie, il figlio di 16 anni, poi è andato in questa RSA gestita dalle suore e ucciso anche la suocera. Però voi sapete che io lo dico tutte le mattine, l'ho detto anche ieri mattina, se non si mettono in testa di fare delle strutture adatte a queste persone che vengono dimesse dagli ospedali in condizioni che non possono essere assistite a casa dai familiari, perché al momento si può dire di sì, ma un conto è andarli a trovare in ospedale, un conto è portarli a casa, specialmente se sono allettati, e assisterli 24 ore su 24, non sono preparati, non ce la fanno, loro ci mettono, questi familiari, tutta la buona volontà. Però guardate che è devastante, forse qualche politico prima di fare certe leggi, se andasse a vedere cosa vuol dire essere allettato 24 ore su 24, cosa vuol dire avere un vegetale veramente, ma è un tuo familiare, può essere tuo figlio, tua figlia, tuo marito, tuo fratello, queste cose non succederebbero. Noi abbiamo bisogno, lo dico, lo urlo, servizi alle persone e strutture per le persone in difficoltà e fragili. Questo uomo ha avuto un figlio a 50 anni, ha avuto una moglie gravemente ammalata che ha dovuto assisterla, mente fragile, guardate cosa è successo. Perché?
perché non è stato supportato, perché c'era qualcuno che doveva accorgersi che era una mente fragile e invece si va, è impazzito, è impazzito. No, non è impazzito, è che è mancata quella struttura, quel supporto che ci dovrebbe essere. Detto questo, vi presento subito due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Paolo Bellò, Presidente Cooperativa Vita e Lavoro. Buongiorno. Grazie Presidente di essere qui, veramente grazie. Abbiamo collegata con noi Anna Chiara Sarto, ecco questa ragazza che voi avete conosciuto in veste diverse, ma ce lo spiegherà lei questa mattina con che veste si presenta. Ciao Anna Chiara, come va? Buongiorno Mirella, buongiorno ai telespettatori e alle telespettatrici, è un piacere essere di nuovo con voi. Grazie, grazie Anna Chiara Sarto. Allora Presidente, io partirei proprio con lei, queste fragilità che hanno bisogno di essere supportate, fragilità poi che sono anche delle persone eccezionali. Sto pensando a questa parola veramente pessima che io odio, disabili. Forse qualcuno dovrebbe capire che i disabili sono quelli che le chiamano con questo nome, sono persone che hanno un nome e cognome e anche fantastiche. Lei cosa sta facendo? Perché il Presidente è un vulcano, non c'è solo la Mirella, ce ne sono tanti e questa mattina ne avete un altro. Prego Presidente, si presenti. Io sono Paolo Bellò, da 2 anni Presidente della Cooperativa Vita e Lavoro, una cooperativa che vede 4 centri diurni nell'Interland del Trevigiano, una struttura, un centro di lavoro guidato e una comunità alloggio che avete già conosciuto qui, che sono i Giacinti di Volpago, dove i ragazzi non hanno più famiglia e sono lì 24 ore su 24. Diciamo che quello che noi cerchiamo di fare adesso è aprire le porte e cercare di portare i nostri ragazzi verso il territorio. Proprio in questi giorni andremo a inaugurare un bar chiamato Spazi Vivi a Paderno del Grappa, in collaborazione con il Comune di Pieve del Grappa e con l'ASL, gestito da ragazzi in collaborazione col volontariato, in collaborazione anche con i dipendenti che seguono tutte le attività dei ragazzi. Diventa un punto di unione con il territorio. Stiamo cercando di aprire un infoturismo in maniera che anche i turisti che si trovano ad andare su quella zona lì di Pieve del Grappa possano ricevere informazioni sulle varie attività, sia per i normodotati che per i disabili, e anche tutti i vari pacchetti che possono trovare in quel territorio, sia di turismo, delle varie attività anche sportive o pseudosportive. Lì ci sarà anche dei giochi per i bambini, in maniera che ci sia una piccola ludoteca, c'è una biblioteca, un internet point, cioè un punto di aggregazione. Quello che manca, uscendo proprio dai 2 anni di Covid, è stata la separazione, no? La completa segregazione dentro casa. Da qui disabili, tutte le persone anziane hanno creato il loro mondo, stanno nella loro casa e probabilmente adesso dover riaprire le case per ricreare delle comunità dove almeno la gente possa trovare aiuto anche nella parola. Il fatto anche che lei citava stamattina della persona anziana che probabilmente nessuno si è accorto, se ritorniamo a fare le aggregazioni che facevano una volta i nostri nonni, probabilmente riusciremo a salvare qualcosa. E noi con i nostri ragazzi cerchiamo di trovare dei momenti di comunione anche col mondo degli anziani, col mondo esterno, fuori dalle nostre sedi. Il Comune di Castelfranco ci dà degli spazi e noi andiamo a fare delle attività, il Comune di Pederobba ci ospita per gestire la biblioteca 2 o 3 volte a settimana, cioè sono tutte attività che ci vedono uscire e andare verso il territorio, cosa che con il Covid si era conclusa, si era azzerata. Adesso piano piano stiamo cercando di ripartire, cercando sempre focalizzati sulla persona, perché ogni nostro ragazzo ha un suo progetto personale, perché deve essere aiutato a fare il massimo possibile di quello che lui riesce a fare.
Forse lei ha detto una cosa importante, poi vorrei sentire anche Anna Chiara Sarto. Uscire dal territorio. Ecco, secondo me questa è proprio la valvola che farà scattare questo mondo meraviglioso che è il mondo del volontariato con le fragilità, perché finché rimaniamo chiusi, ognuno nel proprio orticello, noi siamo più bravi, qualcuno politicamente appoggiato, altri meno appoggiati, adesso ci manca tutta questa burocrazia che non veniamo più fuori, adesso c'è Russia, ogni volta c'è qualcosa di nuovo per impedire invece al mondo del volontariato di essere come è nato. Il mondo del volontariato è nato da persone che veramente sentivano, ce l'avevano nel DNA, di aiutare il prossimo. Ecco, tutta questa burocrazia, ve lo dice la Mirella, sta uccidendo proprio il vero volontario, quello che veramente ha sempre cercato di dare, senza mai chiedere, sempre presente, per chissà quale motivo, per carità, la sicurezza ci vuole, no, non dico di no, però attenzione che stanno uccidendo veramente il cuore del volontariato che è fatto da persone diversamente giovani. Guardate che questo è il mondo. Anna Chiara, cosa vuoi dire? Prego. Allora Mirella, sono d'accordo anch'io, nel senso che Protection for Kids è un'organizzazione che ha sede a Castelfranco Veneto, però ormai per fortuna ha diverse sedi in giro per il mondo. E molto spesso anche io, devo essere sincera, mi sono trovata assieme ai miei colleghi e alle mie colleghe che abbiamo trovato della chiusura da parte di altre organizzazioni del territorio quando si trattava di unirsi, di fare rete e insomma di impegnarsi per raggiungere gli stessi obiettivi. Invece molto spesso magari all'estero ci è capitato di vedere un po' più di apertura, però mi fa molto piacere vedere qui il presidente della cooperativa, perché Protection for Kids ha un progetto attivo con quest'altra realtà che si è svolto, se non sbaglio, ieri pomeriggio, tutti i mercoledì pomeriggio, dove vediamo dei ragazzi e delle ragazze coinvolte in delle attività di Protection for Kids per preparare scatoloni comunque con beni di prima necessità che poi vanno inviati a persone vulnerabili, famiglie vulnerabili con necessità. Quindi mi piace e supporto anch'io la capacità di far rete quando si tratta ovviamente di raggiungere gli stessi obiettivi. Non credo ci dovrebbe essere assolutamente competizione. No. Hai fatto bene anche, prego Presidente, a ricordarlo, perché è così che funziona nel nostro territorio, molti campanili, Presidente, molte divisioni, e questo facciamo del male alle persone e alle fragilità che invece hanno bisogno di essere supportate ulteriormente, e i giovani che non si avvicinano al mondo del volontariato con grande fatica. Prego. Diciamo sì, grande fatica. Io sto vivendo un'esperienza rosa che è quella dell'UET di Paderno del Grappa, dove alpini, varie associazioni, vari anziani che ci aiutano insieme ai ragazzi a gestire il bar. Questo per me è stato il primo degli esperimenti esterni che vedo in maniera molto positiva. Per carità, forse il fatto che noi siamo un mondo fragile ci vede aperti a tutte le varie associazioni, però alpini, carabinieri in pensione, varie associazioni, cerchiamo di fare squadra in tutto e per tutto. È l'unica maniera che abbiamo se vogliamo risolvere un po' l'isolamento che il Covid ci ha fatto ereditare. Sì, però vede Presidente Bellò, il problema è che io nella mia trasmissione ospito tutte le associazioni, penso di invitarle veramente tutte. E il leitmotiv di tutti, compresi gli alpini, è che non ci sono i giovani, neanche da loro, e sono molto preoccupati. Fanno i campi a scuola, fanno veramente delle gite meravigliose, delle adunate, ma mancano i giovani, lo dicono loro. Come facciamo, Anna Chiara, ecco, intrigare i giovani? Cosa possiamo fare? Perché tu dopo ci racconterai anche queste esperienze che hai fatto con le discoteche, anche che io sono contrarissima, te lo dico subito, a questo taxi
fuori delle discoteche, pagato dalla comunità, perché alla fine è pagato da noi, i ragazzi possono con l'ingresso della discoteca pagarsi anche il biglietto per il taxi, perché visto che un drink costa 10 euro, penso che in tutto questo possano pagarsi, ecco, questo biglietto, perché poi se bevono arrivare a casa sicuri, e soprattutto capire che c'è un mondo di fragilità invece che ha bisogno di sostegno. Però prima di darti la parola, scusami, perché abbiamo Rinaldo da Venezia, se no mi cade la linea. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite e saluto volentieri Anna Chiara, mi ha fatto molto piacere rivederla ancora. Ciao Anna Chiara e brava, avanti per la tua strada. Mi dico Mirella, 60 anni fa mi portavo da mangiare 2 volte a settimana in manicomi, al San Clemente e l'isola di Campanile, che sarebbe San Servo, va bene? E ora, c'era un lager, c'era 2 manicomi che erano un lager, li aveva ancora i rimasti, era proprio fuori, sentare sulle panchine, li vegetava. Avevo visto i miei numerosi, andavo 2 volte a settimana, al martedì e al venerdì, portarli a mangiare. E comunque Basaglia ha fatto ben chiudere i manicomi, va bene? Quello che non ha fatto bene al governo, di allora e di adesso, seguire e sorme, creare degli istituti che possa, invece di andare in manicomio, stargli i dottori e il servizio sociale, stargli prima a sta gente, non dargli a carico a casa ai genitori. Questo è il grande sbaglio che ha fatto lo Stato. E purtroppo su questo paese, al mio paese dice acqua e sacco e non fa fritto, se ne parla tanto per tanti problemi, ma è anni e anni che parliamo di stessi problemi che non vengono risolti se non da persone come questi 2 signori che qua, queste persone che non fa soldi e lo fa solo fare piacere di aiutare la povera gente. Allora, cerchiamo di risolvere i problemi dei ori, che a sua volta risolvono i problemi dei giovani, di ammalati, di quello che poi. Allora, è giusto che il governo, lo Stato, partì che sia, gli dava tutte le possibilità di aiutare questa povera gente. Ciao Mirella, ti saluto, buon lavoro. Ciao. Grazie al nostro Rinaldo. Prego Anna Chiara. Sì, allora Mirella, io credo che per coinvolgere i giovani sia fondamentale arrivare ai giovani. Sappiamo che, ahimè, ne abbiamo parlato anche l'altra volta insieme, i social network come Instagram, Facebook sono degli strumenti molto pericolosi, però allo stesso tempo hanno delle grandi possibilità. Non possiamo negare che al giorno d'oggi si sa, insomma, i dati sono molto chiari in merito a questo. Si dice che i giovani trascorrono circa 3 mesi all'anno nei social network. E allora io credo che sia importante arrivare ai giovani anche con queste iniziative di volontariato. Proprio per questo noi con la nostra associazione Protection for Kids cerchiamo di essere molto attivi sui social, di promuovere messaggi giovani per far sì che altri giovani siano coinvolti nella nostra realtà. E questo, ahimè, ad oggi sono contenta di dire che ha portato diversi risultati positivi, perché quando organizziamo determinati eventi o raccolte di beni di prima necessità o per esempio manifestazioni anche in discoteca per parlare di tematiche necessarie come quelle del contrasto alla violenza di genere, allora vediamo che i giovani si uniscono a noi. E capita spesso che organizziamo eventi, per esempio qui da noi in sede, dove magari vengono anche altri 100 giovani, oppure nelle discoteche abbiamo avuto ultimamente seguito di centinaia di giovani. Allora io credo che i giovani del giorno d'oggi non è come molto spesso si dice che sono sfaticati, che non hanno voglia di fare niente, però bisogna cercare di aggiornarsi un po' e cercare ovviamente di andargli incontro, perché noi abbiamo visto che sia andando nelle scuole, che quando organizziamo gli eventi e poi i giovani stessi sono i primi a voler venire, a voler partecipare, abbiamo degli ottimi risultati. Abbiamo un'altra telefonata, un'altra Mirella. Ciao Mirella. Pronto? Sì, detto stamattina per quello che è successo a quel signore, però non so se hai sentito anche a Torino che ha ammazzato tutta la famiglia e la suocera in casa di riposo. L'ho appena detto Mirella, l'ho appena detto. Ecco, però dico, non c'è più niente, la sanità, anche il coso territoriale, non c'è più,
Prima c'erano le ragazze che potevi parlare, venivano per le case, le assistenti, adesso hanno tolto proprio tutto e non si sa come mai queste cose qua non le rimettono, perché la cosa più importante è anche il rapporto col paziente, capisci? Perché io lavorando in ospedale, adesso è un po' di tempo che sono a casa, cioè è cambiato tutto qua. La sanità oramai è arrivata a metà neanche. E queste persone qua che hanno bisogno, che si trovano in difficoltà, perché poi va bene mandare a casa le persone ammalate, e ho avuto anch'io la mia mamma, però uno deve essere anche preparato mentalmente, sennò succederà sempre peggio di queste cose qua. E a me sentire queste cose qua è proprio... Hai fatto bene perché stai supportando quello che ho detto all'inizio proprio della trasmissione, mancano i supporti, è doveroso veramente che ci siano questi supporti, visto che la popolazione sta invecchiando, la nostra popolazione purtroppo, visto sempre di più che queste persone poi hanno degli acciacchi, per non parlare poi di malattie, ecco, anche molto importanti. Qualcuno deve pur pensare che veramente il registro va assolutamente cambiato, servono servizi alle persone. Allora andiamo a vedere, grazie Mirella, andiamo a vedere questo video che ci ha portato Bellò di questo bar e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Allora sono immagini veramente toccanti, di una sensibilità unica. Come le commentiamo, Presidente Bellò? Ma io sono contento perché vedere i ragazzi felici e attendere il giorno, il loro turno per andare in quel bar, vedere ragazzi insieme a volontari che anche loro si turnano per essere presenti, essere lì col cuore, è una cosa bellissima. Sedersi lì, a parte che fanno anche un buon caffè, su questo. Sono anche bravi? Sì, sì, sono anche bravi. Però è un punto di partenza, è un punto di partenza che abbiamo voluto noi, ha voluto l'ASL e con la collaborazione di tutto l'apparat del Comune di Pieve del Grappa siamo riusciti a realizzare e speriamo che sia veramente il centro, il focal point per magari parecchi anziani del territorio, esatto, per ragazzi del territorio. Fare comunità, integrazione. Fare comunità in una maniera diversa. Bellissimo. D'altra parte andiamo avanti con i tempi, cambiano le situazioni, ma il prodotto finale no. Una volta c'era l'AIA, il cortile di casa dei nonni, oggi speriamo che questo sia la nuova AIA degli anni 1900. Anche perché io ricevo molte telefonate, Presidente Bellò, di persone diversamente giovani, come li chiamo io, che dicono io andrei anche, vorrei rendermi anche utile, ma come faccio? Perché non ho l'ascensore, faccio fatica a scendere le scale, non ho più mio marito, non guido più la macchina, e pensare a tutte le associazioni di volontariato, siamo quasi 7.000 associazioni di volontariato, che veramente se riuscissimo a fare squadra come si parlava prima, chissà quante cose potremmo fare oltre a tutto quello che facciamo, perché facciamo veramente tanto, lo dico io, tutti assieme, ma veramente tanto, siamo i primi a partire in casi veramente di difficoltà, avete visto anche con il Covid, con la pandemia, non ci siamo mai fermati, arrivavamo a casa delle persone anche rischiando veramente la salute, però sempre presenti. Anna Chiara, come commenti?
Sono assolutamente d'accordo, anche noi cerchiamo sempre quando c'è un'emergenza di partire, di essere pronti per aiutare e portare il supporto necessario. Infatti è brutto e è quasi triste da dire, però noi abbiamo diversi progetti e poi ci teniamo sempre un progetto di emergenza, perché insomma nel corso degli ultimi anni abbiamo visto che ogni anno per un motivo o per l'altro c'è sempre un progetto di emergenza. Abbiamo visto, appunto, lo si diceva ora, l'emergenza del Covid, abbiamo visto anche poi l'emergenza con la guerra in Ucraina, abbiamo visto il terremoto che a febbraio ha colpito la Turchia e la Siria. E quindi, ahimè, bisogna essere pronti perché non sappiamo mai cosa possa arrivare da un momento all'altro e fare squadra è assolutamente importante. Anna Chiara, un'altra cosa che volevo proprio chiederti è la questione di queste persone che arrivano nel nostro paese e soprattutto noto che c'è una certa diffidenza anche verso le persone diversamente giovani, cioè mentre i giovani accolgono, perché è la verità, basta vedere anche nelle scuole dappertutto, il diversamente giovane fa fatica ad accettare il diverso, lo vede sempre come un pericolo, come una minaccia, perché questi sono i messaggi poi alla fine che passano. Sentiamo pochi messaggi positivi, invece quando poi sentiamo anche le interviste di persone che si sono integrate nel nostro territorio, che hanno creato delle famiglie, che hanno creato comunità, che fanno parte anche del mondo del volontariato. Cosa vuoi dire, Anna Chiara? Allora, a proposito di questo, io credo che una grandissima colpa in tutto questo ce l'hanno molto spesso i giornali e i media. Nel senso che molto spesso insomma, si passano messaggi che queste persone che vengono nel nostro territorio sono in realtà ricche, vengono per rubarci il lavoro, insomma questi sono un po' i messaggi che passano a livello proprio quotidiano nelle nostre televisioni, nelle nostre case. Però io insomma mi sono vista coinvolta in prima persona in più di 12 missioni umanitarie in contesti di emergenza, dove anche di notte siamo andati a raccogliere, proprio nel vero senso della parola, queste persone che arrivavano in condizioni estremamente difficili e di grande disperazione, perché poi le condizioni che noi vediamo e assistiamo ogni volta che vediamo queste persone arrivare sono condizioni di disperazione. E quindi secondo me una grande colpa ce l'hanno i media, però io credo che se le persone potessero seguire, oltre magari ai titoli di giornale, insomma ai messaggi magari a volte anche sbagliati che vengono trasmessi, le storie vere di queste persone, noi cerchiamo molto di condividere attraverso i nostri canali social, che sono per fortuna anche questi molto seguiti, le storie vere di queste persone. E allora si capisce che sono persone che hanno storie devastanti, che arrivano da situazioni di guerra. E poi la cosa che ci rimane sempre nel cuore è che queste persone non vorrebbero essere qui. Queste persone, il loro primo desiderio, il loro primo grande sogno è quello di poter tornare nelle loro terre, come credo insomma potrebbe accadere anche ad ognuna di noi se ci trovassimo in una situazione simile. E allora non dobbiamo vedere queste persone come persone che vengono a rubarci il lavoro o insomma che vengono a rubare il nostro territorio. O a spazzare o a rubare anche veramente. Sentiamo anche, prima di andare in pubblicità, il dottor Bellò. Dottor Bellò. Ma sicuramente sono persone che arrivano da aree disagiate e tutto. È chiaro che come in tutte le cose vanno gestite, vanno integrate in un certo modo e non possono arrivare ad essere abbandonate da una parte, perché altrimenti diventiamo animali poi, nel vero senso della parola. Quindi bene l'accoglimento, dobbiamo però riuscire a accoglierli, gestirli, integrarli, prepararli, non farli arrivare e abbandonare a se stessi. Questo è forse il grosso problema che abbiamo oggi, arrivando talmente tanta gente che a volte poi succede che non sanno neanche più dove stanno. Pubblicità.
Allora andiamo a vedere anche questo video del braccialetto e poi lo commentiamo con Anna Chiara Sarto e anche con Paolo Bellò, presidente Cooperativa Vita e Lavoro. Andiamo a vedere il servizio e il video. Ciao a tutti e a tutte, questo è un braccialetto antidroga dello stupro. Come funziona? Si infila il braccialetto come un normale braccialetto e poi qui c'è il copri per il drink, per il quale c'è lo spazio solamente per la cannuccia, in modo da evitare che possa venire aggiunto droga, GHB o qualsiasi sostanza all'interno del drink. Anna Chiara, come commentiamo? Allora Mirella, ultimamente noi siamo un'organizzazione che ci occupiamo di persone in difficoltà, soprattutto di aiutare i bambini e le bambine, quindi i minori di 18 anni. È vero anche che ci siamo resi conto che fosse fondamentale agire anche per tematiche quali la violenza di genere, per esempio. E allora come organizzazione ci siamo detti: perché non parlare di violenza di genere in uno dei luoghi più a rischio, che è proprio la discoteca? Allora cosa abbiamo fatto? Con Protection for Kids siamo andati personalmente in una serata in discoteca e abbiamo portato una campagna contro la violenza di genere, e il nostro gadget era proprio quello che abbiamo visto adesso, cioè un braccialetto antidroga dello stupro. Questo video è diventato poi virale, ha fatto più di 220.000 visualizzazioni e una domanda che può sorgere spontanea è: ma serve? Perché arriviamo a questo? E purtroppo vi dico io che serve, perché i dati sono raccapriccianti e abbiamo scoperto durante quella serata in discoteca, attraverso un'inchiesta che abbiamo fatto, che una ragazza su 6 lamentava di essere stata vittima della droga dello stupro. Attenzione, non in luoghi distanti, Milano, Roma, ma nelle nostre discoteche in Veneto. Sì, è tutto il mondo è paese. Presidente Bellò, cosa dice? Tutto il mondo è paese. Ben venga che l'invenzione, sono rimasto, non l'avevo mai vista, sono rimasto veramente colpito. Questo fa parte dell'inventiva anche italiana, di essere pronta a mettere in moto l'inventiva per proteggere, per trovare soluzioni a problemi. È vero è che il problema delle discoteche è fondamentale, i nostri ragazzi vengono, a volte cadono in ragnatele dovute solo a pochi personaggi che sarebbe bene che sparissero dalla società. Il fatto di potersi proteggere sicuramente è un primo passo verso la presa di coscienza da parte di tutti i ragazzi di quali sono i rischi e di quali sono i percorsi da dover fare. Un plauso va a Mirella, perché sicuramente tra di ragazzi avete la stessa dialettica e riuscite a farvi capire meglio. Anna Chiara. Anna Chiara, scusami. E sono contento di sapere che avete iniziato e continuate, perché l'unica cosa che ho visto nella mia esperienza, nel mio cammino, è quello che continuando a creare la consapevolezza si riescono a risolvere i problemi a monte. Andiamo a vedere anche questo video, Arcabalena, Cooperativa Vita e Lavoro. C'era una volta un piccolo troll che viveva in un sottobosco accanto a 2 stagni. Questo piccolo troll aveva in cuore un sogno: voleva navigare su una barca grandissima. Ma anche se il mare era distante, lui iniziò a costruirne una grande quanto un'arca. Le rane invece, che vivevano nello stagno, non avevano nessun sogno e proprio per questo litigavano di continuo. Noi abbiamo lo stagno più grande. Noi abbiamo il stagno più pulito. Noi abbiamo più insetti da mangiare. Noi abbiamo più
pesci. Il nostro piccolo troll si trovava in una casetta proprio tra i due stagni, ma lui non prestava attenzione ai litigi delle rane perché era tutto intento a costruire la sua barca, una barca che stava colorando con i colori dell'arcobaleno, l'arca balena. Ma le rane lo schernivano. Cosa? E fare i tuoi? Vuoi mettere un po' questo stagno? Questa barca tanto grande. E proprio mentre le rane stavano prendendo in giro il piccolo troll, iniziò a piovere sempre più forte. Fu un vero e proprio diluvio e le rane cominciarono ad essere sballottate di qua e di là. E tutto sarebbe stato perduto se non fosse arrivato il nostro piccolo troll con la sua arcabalena. Stettero nell'arca per una settimana intera, perché la bufera era incessante, ma in quella barca così grande stavano bene perché c'era l'umidità giusta. Durante quel periodo di convivenza forzata, le rane iniziarono a fare amicizia. Anche a te piacciono i ceci gialli? Hai mai provato i seti rossi? Facciamo dei salti insieme? Quando finalmente la pioggia cessò e il livello dell'acqua si abbassò, l'arcabalena si arenò lì dov'era, in mezzo ai due stagni, che tornarono ad essere come prima. E le rane? Le rane si divisero di nuovo, perché non entravano tutte nello stesso stagno. Ma ormai ogni ranocchia poteva scegliere di stare nello stagno bello piuttosto che nello stagno grande, a seconda di quello che aveva da fare, giocare insieme, per fare dei salti insieme, mangiare gli insetti insieme. Insomma, vissero felici e contente, d'amore e d'accordo. È un momento, è il nostro piccolo troll? Io ho cucinato così bene. Segui il tuo sogno e nessun diluvio ti sommergerà. Io vado a cena a trovare nonna. Mi va bene. Mi sogno andare a cavallo. Para ciò. Mangiare tanta begonia. E Mina vede sempre? Fare il giro in uno. Il mio sogno è sposarmi. Vedere poco tardi. E tu? Qual è il tuo sogno? Io mi sono emozionata e mi emoziono ogni volta che vedo questi video, che sento questi ragazzi che sono anche i nostri ragazzi. Penso anche a questa famiglia, la mia famiglia, questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, che io sono sicura che siamo arrivati ai loro cuori
perché loro hanno piacere di vedere questo. Mi sembra di vedere le nonne, i nonni, le mamme, quelli che sono a casa, ecco, i genitori di questi ragazzi. Veramente, Presidente Bellola, la ringrazio di essere qui questa mattina e far capire che forse dobbiamo, ecco, guardare queste persone in maniera diversa, accoglierle. Ecco, voi non avete idea quanto loro danno, ma quanto loro danno, sempre con questo sorriso, con un abbraccio sincero. Cosa dici, Anna Chiara? Ti sei commossa? Sì, mi sono commossa e ci tengo veramente a fare i complimenti al Presidente, insomma a tutto il personale che lavora con la cooperativa Vita e Lavoro, perché state veramente, credo, restituendo dei momenti di quotidianità a queste persone e è veramente commovente. Io anche l'altro giorno, quando ho partecipato un paio d'ore a questa attività dove c'erano alcuni ragazzi della cooperativa Atlantis di Vita e Lavoro assieme ai volontari, alla nostra Raffaella di Protection for Kids, a preparare insomma questi scatoloni per le famiglie vulnerabili, mi sono veramente commossa. E invito insomma anche i telespettatori, le telespettatrici, se hanno occasione di partecipare a momenti organizzati come da quelli organizzati da Cooperative Lavoro, includendo insomma tutti quanti, è veramente una buona occasione per farlo. Vedi Anna Chiara, forse iniziamo adesso, e grazie anche alla mia trasmissione, qua lo dico e lo confermo, di dare voce a questi ragazzi. Avete sentito questo ragazzo che ha detto voglio sposarmi. Perché lui ha detto voglio sposarmi? Perché lui è normale, lui si sente una persona. Lui non si sente diverso, c'è qualcuno che lo fa sentire diverso. Delle volte i stessi genitori, Presidente Bellola, mi scusi ma lo devo dire, sono gli stessi genitori che fanno sentire diverso questo ragazzo o questa ragazza, non offrendo loro le opportunità che magari ci sono nel territorio, perché va nascosto. Guardate che ancora nascondono i ragazzi, guardate che ve lo dice la Mirella, guardate che è vero, ce ne sono ancora che nascondono, che non firmano le privacy perché hanno paura che venga strumentalizzato questo ragazzo, questa ragazza. Ma io, con tutto il rispetto che posso avere, ma se tu lo porti a divertirti, fai comunità, lo metti assieme ad altri ragazzi e ragazze, come fai a dire che viene strumentalizzato? Presidente, dobbiamo anche qua fare un passo in avanti. Sicuramente, e quel filmato che avete visto per noi è stato il seme da cui siamo partiti in periodo di Covid nel creare delle sinergie con le scuole. Da questo filmato è nato proprio un rapporto di scambio di idee, è nata una mentalità diversa di vedere anche la nostra cooperativa, cioè aprire le porte, cercare per ogni persona di vedere i suoi sogni e vedere la possibilità di farglieli realizzare nel limite del possibile, anche a volte trovandosi a discutere con i genitori che vogliamo sempre a fianco, quando c'è da fare scelte importanti. È una metodologia, è una mentalità diversa. Io di questo devo ringraziare anche tutto il mio personale che si è messo in gioco. Lo ringraziamo anche noi, sa Presidente, veramente. Non è facile, non è stato facile cominciare a far ragionare anche gli operatori in maniera diversa, gli educatori in maniera diversa. Oggi piano piano, con il tempo, lavorando, facendo formazione, riusciamo a vedere che anche loro hanno fatto il progetto, ma non perché stanno lavorando, perché lo pensano con l'anima e col cuore. E l'unica cosa che io ho chiesto sempre ai miei operatori: la mattina quando venite a lavorare non venite solo con il corpo, ma venite con il cuore, perché i ragazzi che rappresento mettono l'anima, te la danno lì, te la presentano su un piatto d'argento. E la cosa più bella da poter fare è metterci comunque il cuore anche noi e unirci in un messaggio di amicizia, di scambio di cose belle. La vita è piena di cose amare, almeno nel rapporto umano che ci sia le cose belle. E io devo dire che in questi 2 anni il grande dono che ho ricevuto è il sentirli vicini tutti i giorni. Ogni volta che mi vedono, che mi corrono incontro, che ti salutano, sentirli vicini
è la gratificazione più bella. Io lo dico sempre, Presidente, quando loro mi vedono, tanti non mi conoscono perché mi vedono pochissimo, eppure mi vengono incontro, mi accarezzano, si coccolano. Perché sa, Presidente, io penso che loro capiscono molto più di tanti altri, perché hanno una sensibilità superiore, che tu stai facendo qualcosa di buono per loro. Loro lo intuiscono e questo abbraccio, questo calore che loro ti danno deriva perché è una forma di rispetto nei tuoi confronti. E cosa migliore per far vedere il rispetto che un abbraccio grandissimo che loro ti danno? È la prima cosa che fanno. Cosa dici, Anna Chiara? Sono d'accordo anch'io, insomma, nei momenti in cui anch'io mi sono trovata insieme a ragazzi e ragazze della cooperativa Vita e Lavoro, anche del Centro Atlantis, devo dire che mi sono sempre commossa proprio dalla loro semplicità e dalla loro anche eleganza di apprezzare le cose vere, di apprezzare magari le piccole cose. Per esempio l'altro giorno stavamo piegando dei vestiti e una ragazza mi stava raccontando che si era innamorata di un ragazzo e al contempo è venuta un'altra ragazza e ha detto basta lavorare, basta parlare, bisogna lavorare. E così mi sono veramente commossa perché dalle piccole cose nascono delle confidenze, dei rapporti, degli abbracci e ti trasmettono molto di più di tante insomma cose che siamo costretti in qualche modo a vedere tutti i giorni. Allora andiamo a vedere proprio queste immagini, Anna Chiara Sarto, del banchetto informativo, così le commenti, andiamo a vedere, le commenta Anna Chiara. Vai Anna Chiara. Qui vedete delle immagini in cui Protection for Kids è in discoteca, specificatamente al Playa Beach Club a Castelfranco Veneto, dove abbiamo per la prima volta in Italia portato una campagna contro la violenza di genere e la droga dello stupro all'interno di un luogo a rischio come quello della discoteca. E vi confido che sebbene magari all'inizio che questi ragazzi e ragazze non avessero voglia di ascoltarci, di parlare di queste tematiche, vi stupisco dicendovi il contrario, nel senso che abbiamo visto una grandissima voglia da parte dei giovani di affrontare le tematiche. Ci hanno chiesto consigli, ci hanno chiesto i contatti e questo ovviamente ci fa capire che c'è un gran bisogno da parte dei giovani di sentirsi parlare di queste tematiche, anche per capire nel caso insomma loro, qualche amico, qualche amica possono essere vittime, chi contattare in caso di necessità. Molto importante e fai bene, come diceva il Presidente Bellò, a continuare su questa strada, perché dove li troviamo i giovani? Li troviamo o a scuola o nelle discoteche, non c'è niente da fare. Ecco, nelle piazze anche che là forse dovremmo spostarci, Anna Chiara, quando ci sono questi sabati pomeriggi dove loro si riuniscono, visto che noi sappiamo come gestirli, fortunatamente dico, non abbiamo paura di loro come invece la maggior parte delle persone li teme, mi arriva una coltellata e non sai cosa, non è proprio così, ecco, può anche arrivare, è vero, ma bisogna anche avere il coraggio a volte di metterci la faccia e di provare a prendere questi ragazzi, come ha fatto Mirella più di qualche volta, proprio per i capelli bene, in maniera belli fissi, e guardarli bene negli occhi. Allora già là tu vedi la fragilità, nel senso che non hanno più il gruppo perché lo sta isolando dal gruppo, il gruppo non ha coraggio a avvicinarsi perché c'è determinazione nell'azione che vedono, ecco, non vedono titubanza, non vedono paura e già là inizi a scremare molto. Cosa dici, Anna Chiara? È vero, è proprio così. Anche noi all'interno delle discoteche, delle piazze, insomma, quando facciamo le nostre manifestazioni, molto spesso si avvicinano gruppi di ragazzi e ragazze e interagiscono in un modo. Poi magari ci accorgiamo che dopo qualche istante 1, 2, 3 persone di quel gruppo si avvicinano singolarmente e allora lì tutto cambia, nel senso che, come ha detto anche lei, Mirella, proprio questi ragazzi incominciano ad aprirsi, a far vedere le loro vulnerabilità e molto spesso, ahimè, ragazzi che commettono un determinato tipo di azione sono a loro volta vittima di altri meccanismi all'interno delle loro case.
Presidente Bellò, come commenta? Sicuramente è un grande problema. Vero è che se trattiamo queste persone come esseri umani, con un progetto a sé stante per ognuno, probabilmente riusciamo a risolvere il più dei problemi. Messi in massa, come tutte le masse, vediamo anche il bullismo, che se poi prendi i singoli sono tutti bravi. Dovremmo riuscire a trovare la maniera di gestire queste persone come persone fisiche, come singoli e non come massa. Questo secondo me è sicuramente il metodo che loro stanno affrontando e è forse l'unica cosa che può darci la possibilità di almeno risolvere il massimo del risolvibile. Certo. Poi è chiaro, in mezzo alle grandi masse ci sarà sempre la mela marcia, però non possiamo fermarci. Ma va isolata la mela marcia, esatto, ci mancherebbe. Va isolata e va isolata dagli stessi ragazzi, certo, non dobbiamo essere noi isolati, sono loro che devono imparare a isolare. Perché o sbaglio, Anna Chiara, come vedi, sono loro che devono essere coinvolti, che devono essere responsabili anche del territorio che li circonda. Certo. Perché saranno i futuri genitori, i futuri mariti, saranno loro che devono capire che se agiscono male da adesso in poi non ce ne sarà per nessuno. Cosa dice Anna Chiara? Sì, esatto, e ci vuole un po' più di consapevolezza proprio anche degli altri, del mondo che li circonda, che ci circonda, perché a concentrarsi insomma sul proprio si rischia poi di perdere la visione ampia di quello che è appunto il territorio e il mondo che ci circonda. Magari il mondo per i ragazzi giovani è un qualcosa che piano piano insomma scopriranno, si relazioneranno, però almeno il territorio è importante capire il territorio, le circostanze del territorio e soprattutto sapersi relazionare con il territorio. Allora Anna Chiara, ti arriverà un invito, come arriverà anche al Presidente Bellò, del 30 settembre e del 1 ottobre all'ippodromo di Treviso, dove ho messo tante realtà assieme con lo sport, soprattutto con il Festival dello Sport. C'è il CONI, c'è il SIP, l'ULS 2, associazioni sportive dove questi ragazzi potranno provare tantissime discipline, anche fare a cazzotti che a loro piace tantissimo, ma nella maniera giusta, con delle discipline meravigliose. Perciò Anna Chiara, ti prego, stammi vicina, aiutami, portami un po' di ragazzi, anche quelli difficili mi piacerebbe avere, perché quelli facili fare. A me piacerebbe avere il difficile e far capire che forse si può cambiare anche modo di vedere le cose, essere più attivi. Cosa dici Anna Chiara? Che bello, grazie mille per l'opportunità, l'iniziativa, cercherò assolutamente di esserci e di portarmi anche un seguito di giovani. E vedrai che ci divertiremo tantissimo, perché ti dico, ci sono più di 30 discipline, perciò è una cosa bellissima dove questi ragazzi potranno, ecco, veramente anche per la prima volta avvicinarsi a questo sport che magari è poco praticato, perché non conoscono, perché non hanno la possibilità, perché bisogna dire anche che purtroppo anche fare determinate attività costa, perciò noi diamo questa opportunità e ti ringrazio veramente Anna Chiara Ciconto del tuo appoggio. Grazie. Presidente, come ci saluta? Tanto inviterò anche il Presidente con tutti i suoi ragazzi, magari il primo perché il 30 è occupato, ma il 1 di ottobre. Io vi saluto cogliendo l'occasione per ringraziare tutto il mio personale per come sta cercando di cambiare e come sta venendo dietro a tutti gli input che stiamo cercando di lanciare. E invitandovi tutti a venire sabato mattina a prendere un buon caffè, far 4 chiacchiere, leggere il giornale, stare insieme ai nostri ragazzi e poi andremo tutti giù da Mirella, all'ippodromo di Sant'Artemio. Grazie. Vi aspetto. Pubblicità.
E vi presento subito altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Mario Sanson, delegato CONI Treviso, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Grazie di essere qui, Mario Sanson. Vediamo se è collegato anche il dottor Stefano Bovio, presidente Nord-Est Ippodromi. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui anche lei. Grazie veramente anche per la disponibilità. Allora partiamo subito a vedere la locandina. Questa locandina che riguarda il 30 di settembre e il 1° di ottobre, che voi a casa la vedete tutte le mattine, perché capirete bene l'importanza di queste due giornate. Allora io partirei intanto col padrone di casa dell'ippodromo, sicuramente, certo, che è il dottor Bovio, che ha messo a disposizione per la seconda volta questo spazio meraviglioso, dove all'interno ci sarà anche questo Gran Premio Fraccari, molto importante a Treviso e non solo. Prego Presidente. Bene, buongiorno a tutti. Sì, è stato con grande piacere che abbiamo replicato l'esperienza dell'anno scorso, che era stato così un numero 0 imbastito un po' di corsa. Quest'anno lo abbiamo arricchito, approfondito, tante cose belle, interessanti, e mi auguro che ci sia una buona partecipazione di pubblico, perché più gente viene, più il nostro messaggio si può diffondere e la cosa. Allora vedere anche questi spazi in maniera diversa, in maniera più inclusiva, ed è molto importante capire che l'ippodromo è solo l'ippodromo, è uno spazio della comunità, Presidente. È un parco verde che noi consideriamo a disposizione dei trevigiani, per cui ci sono le zone tecniche dove risiedono i cavalli che si allenano quotidianamente, ci sono le zone fruibili dove in effetti nei periodi, per esempio d'estate, facciamo i centri estivi per i bambini con le scuole ferme, e abbiamo la possibilità di organizzare tante cose, perché c'è tutto, è tutto organizzato, c'è il parcheggio, ci sono i bagni, ci sono il servizio di ristorazione, quindi è un parco a disposizione di chi vuole così un'oasi verde all'interno della città. All'interno però di questo meraviglioso festival dello sport, delle associazioni non solo sportive, ma veramente associazioni del territorio che sono veramente tante a 360 gradi, c'è questo Gran Premio Fraccari, Presidente. Ecco, spieghiamo anche cos'è questo Gran Premio, che è un Gran Premio molto importante per la città di Treviso. Allora, prima di tutto è città di Treviso, cioè è il Gran Premio ippico dedicato alla città di Treviso, che poi ha assunto anche la denominazione di memoria il Franco Fraccari, che è lo storico presidente di Nord-Est Ippodromi, che ha voluto il rilancio di questa struttura che era un po' nell'oblio, nel dimenticatoio, era finita un po' in coda nelle gerarchie nazionali, e grazie a questo personaggio lungimirante che ha investito anche considerevolmente nell'impianto, lo ha rilanciato, e poi siamo riusciti a risalire le graduatorie fino ad arrivare fra i primi posti ai vertici nazionali. È un Gran Premio per cavalli che in gergo si considerano anziani, cioè oltre i 4 anni, sono i cavalli maturi, quelli più veloci, quelli più conosciuti dal pubblico, quelli che fanno i Gran Premi internazionali. Vediamo anche le immagini, per cortesia, dell'ippodromo di Treviso, intanto che il Presidente parla, visto che abbiamo le immagini. Prego Presidente. Ecco, quindi sarà un evento tecnico di assoluto rilievo nazionale, e questo sarà domenica, mentre il sabato abbiamo una giornata di corse dedicata agli amatori, si chiamano i gentleman driver, che hanno voluto partecipare a questa giornata onorandola. Ci metteranno a disposizione i pony di loro proprietà, che verranno condotti dai bambini, che sono coloro che accudiscono quotidianamente questi animali, e che li metteranno a disposizione di chi vorrà partecipare per fare un giretto. I bambini quindi saranno accompagnati da altri bambini a girare con questi pony all'interno della pista. Allora salutiamo anche Francesca Neroni, Presidente Progetto Donne Veneto. Grazie veramente Presidente di essere qui, voi l'avete già conosciuta, è già stata ospite di Mirella Sveglia Veneti diverse volte, soprattutto perché partecipa a queste grandi 2 giornate con il Festival dello Sport Femminile. Prego Neroni.
Buongiorno a tutti, grazie Mirella di questo invito, e anche perché insomma è stato un po' complicato riuscire a organizzarlo. Saluto anche il direttore dell'ippodromo, gentilmente ci ospiterà in queste 2 giornate, ma soprattutto ci tenevo a ringraziare te per l'opportunità e l'occasione di combinare tante cose insieme, perché il nostro Festival della Cultura Sportiva aveva organizzato una giornata di sport dedicata alle donne, con le discipline sportive rivolte a donne di tutte le età. Poter combinare questa cosa con anche lo sport per disabili, con le giornate di festa dell'ippodromo, significa fare una grande festa di sport aperta a tutti quanti, e la consideriamo veramente una bella occasione per tutti e anche per le società che hanno voluto aderire. Allora, permettetemi di ringraziare sia il presidente Pongio, ma in particolare Mario Sanson, delegato CONI Treviso, che è qui vicino a me, per l'impegno che ci ha messo, perché è una persona sempre presente, non è per sviolinarlo, ma è la verità. È sempre presente, è un mediatore unico, la politica dovrebbe avvalersi della sua figura, perché come media Mario Sanso difficilmente molti riescono, sa trovare, ecco, la congiunzione giusta per far capire se è o meno più importante, se vale la pena di insistere, se vale la pena di provare, ma soprattutto di includere. Prego Sanson. Sì, io la ringrazio di questo, ma comunque in ogni caso diremo che anche il mio ruolo e anche il mio ruolo proprio anche ufficiale, quindi come rappresentante del CONI nella provincia, comporta questi momenti di relazione sia con le istituzioni politiche e sia anche con le istituzioni locali, scusate, e sia anche con le istituzioni del mondo dello sport e anche le società e le associazioni sportive di cui ne fanno parte. Pertanto, essere sincero, su questa manifestazione c'era già un'esperienza diremo avvenuta l'anno scorso. Quest'anno si è molto ingrandita, diciamo, ecco, come numero di partecipazioni e tutto, e diremo nel momento in cui ci siamo parlati c'era già un impianto che era già, diremo, in atto, c'erano già dei momenti in cui non si partiva proprio da zero in sostanza. Poi in ogni caso con il progetto di Villa Margherita Inclusiva, di cui lei diremo è l'artefice, diciamo che determinati concetti, determinati modi di operare sono già diremo molto abituali, e dunque è stato anche semplice poi diremo unire un po' tutte le attività che ne venivano incontro, in caso specifico anche appunto come diceva la dottoressa Neroni, anche le società che stavano per partecipare diremo al Festival della Cultura Sportiva, che sono società che hanno diremo all'interno della propria attività proprio una sezione o totale o in parte una sezione legata allo sport femminile. Allora, dottoressa Neroni, sport della cultura femminile, una cultura che mai come in questo momento dobbiamo cercare di allargare, ma dobbiamo anche proteggere, grazie anche a queste discipline. Abbiamo sentito dei casi veramente incredibili che succedono purtroppo non solo nel territorio, ma in qualsiasi posto dove ti sposti, dove questa donna deve essere anche preparata, deve essere allenata anche psicologicamente ad affrontare, perché il nemico può essere dietro l'angolo, queste discipline che possono anche aiutare. Prego, dottoressa. Allora sì, il Festival della Cultura Femminile promuove e propone diverse attività, perché abbiamo convegni, conferenze, presentazioni di libri, cineforum, per parlare a 360 gradi di quello che è il ruolo della donna all'interno dello sport, che sta raggiungendo risultati sempre più importanti, e considerato che un centinaio di anni fa magari non poteva neanche accedere ad alcune discipline sportive, e che la federazione degli sport femminili risale a solo 150 anni fa.
E quindi tutte queste conquiste, questi risultati sono un po' al centro della nostra azione. Quello che evidenziava lei dell'importanza anche di una consapevolezza, di una presa di coscienza e di una sicurezza che la donna deve poter avere nelle proprie possibilità e potenzialità, sono alla base anche per costruire una società più equa e dove la donna non si senta vittima, perché tante volte finisce per esserlo perché pensa di doverlo essere, perché ancora in molte situazioni, in molte condizioni sociali non c'è una piena coscienza di quello che è il ruolo della donna e di quello che si può fare, non c'è un'indipendenza economica, non ci sono le condizioni perché una donna prenda il coraggio anche di reagire di fronte a delle violenze. Lo sport può essere uno strumento per aiutare e favorire in questo senso una presa di coscienza differente. Allora, Presidente Bovio, un ippodromo che si apre ai concerti, che si apre al mondo dell'associazionismo, al mondo del volontariato, ecco, uno spazio diverso da quello che si vedeva e si conosceva prima. Ecco, l'importanza di capire di fare questo salto di qualità. Prego, Presidente Bovio. Io ritengo che sia una cosa necessaria. Negli ultimi anni sono cambiate totalmente le prospettive operative di impianti come questo, che sono molto grandi, molto costosi, molto laboriosi da tenere efficienti, ma che ne hanno un uso limitativo, perché al di là dell'allenamento quotidiano dei cavalli che si può fare negli spazi adesso dedicati, per il resto ci sono spazi che restano inutilizzati per molto tempo dell'anno. E quindi è un po' cambiata la logica dello sfruttamento di questi impianti. Noi questa cosa la stiamo portando avanti in tutti e tre gli ippodromi che abbiamo in gestione. Ferrara è quotidianamente frequentato da ferraresi che vengono a fare jogging, a portare i cani a passeggiare, è un parco dove c'è dentro anche un ippodromo. A Trieste stiamo portando avanti questa politica, costruendo adesso un percorso vita che sarà disponibile tutti i giorni per i triestini e 2 campi di padel dove organizzeremo, si dovrà prenotare e giocare questo che è lo sport, l'attrattivo soprattutto per i giovani del momento. Qui a Treviso siamo in attesa di poter concludere l'iter che è ancora in corso per un'assegnazione pluriennale, che poi vedremo chi toccherà, speriamo che tocchi a noi, se toccherà a qualcun altro ci penserà lui, ma qualora le cose dovessero andare bene, la prospettiva verso cui lavorare è questa. Noi abbiamo già presentato un progetto per un programma di ipoterapia permanente all'interno dell'ippodromo. Ci saranno le strutture, i mezzi e gli animali adatti per portare avanti questo percorso a favore di chi ne avrà bisogno, perché il cavallo è un animale non solo di compagnia, ma è un animale che aiuta a superare moltissime barriere. Quindi il messaggio dello sport senza barriere, trasformandolo in ippica senza barriere, sarà, se tutto andrà bene, il nostro percorso futuro qui dentro. E la ringrazio di averlo ricordato, perché in effetti noi abbiamo proprio iniziato a Villa Margherita Inclusiva l'ipoterapia e veramente devo dire che sono state delle giornate meravigliose dove si sono avvicinate tantissime famiglie anche con ragazzi che avevano dei problemi, ed è stata una cosa meravigliosa vedere questo animale come accoglieva, ecco, come sedeva questo ragazzino che prima di salire sul cavallo era tutto curvo, non si muoveva, e come si reggeva dritto nel momento che era sopra questo animale meraviglioso che non vedeva la sua fragilità. La fragilità lui non la sentiva, sapeva che aveva questa creatura e questa creatura sentiva che poteva affidarsi, ed è stata una cosa bellissima.
perciò ringrazio e avrà tutto il mio appoggio, Presidente Bovio, nel portare avanti questo progetto che mi sta molto a cuore, soprattutto per dare la possibilità a queste creature, come le chiamo io, di sentirsi normali, di godere di tutti quegli spazi e quelle cose che solo i normodotati fino a poco tempo fa potevano accedere. Allora adesso andiamo a Padova, andiamo a vedere il trofeo CONI. Ci saranno Elisa Di Nunno, arciere tredicenne del club Montebelluna, e il suo compagno Davide Vascon, dodicenne degli arcieri del Drago di Monselice. Ci sarà anche Letizia Todesco, dodicenne promessa del karate del Gisei Budoami di Lamon nel Bellunese. Sono 3 dei 250 giovanissimi atleti under 14 che difenderanno i colori del Veneto nel trofeo CONI 2023 che si terrà in Basilicata dal 21 al 24 settembre. E siamo pronti, siamo prontissimi, sono pronti soprattutto i ragazzi e le ragazze, ringrazio loro, 250 più 60 accompagnatori, 6 pullman che partiranno dallo stadio Euganeo. 44 i tornei in programma, 43 quelli a cui parteciperà il Veneto, che per la prima volta tra le discipline avrà anche la pallavolo, giovanissimi che si confronteranno con atleti italiani ma anche statunitensi e canadesi. Andiamo anche, se possibile, per vincere, perché agonismo non è una brutta parola, l'agonismo che vogliamo e proponiamo noi è quello sano, in qualche modo gareggiare con e per se stessi e non contro gli altri, che è il valore sano che questa manifestazione vuole esaltare. Una macchina organizzativa imponente che già pensa al 2024, quando sarà il Veneto ad ospitare il trofeo. Ho già sondato con i sindaci dell'area di Peschiera, dell'area del Basso Garda, tutta la parte impiantistica, la parte organizzativa. Saremo 5.000 per 3 giorni, quindi un'imponente massa proprio di presenze. E abbiamo parlato anche col sindaco di Verona Tommasi per un'eventuale ipotetica manifestazione di apertura in arena, quindi siamo avanti. Quello che ci manca un attimino è il budget, ma contiamo con l'aiuto di tutti, della regione in particolare, di farcela. Allora salutiamo anche il presidente del CONI regionale Dino Ponchio, ma abbiamo in presenza Mario Sanson. Ecco, noi parliamo di giovani, non si trovano i giovani, come intrigarli? Basta venire da voi e si apre un mondo meraviglioso. Avete sentito che cifre ci saranno anche il prossimo anno per questo importante convegno e soprattutto queste discipline, queste attività che però si fa fatica a capire perché tutto costa, Sanso. Le famiglie dicono che non ce la fanno. Ecco, che opportunità ci sono per i ragazzi? Perché voi avete i ragazzi, sono là. Hai buttato là molti temi, ecco, diciamo, per restare sul discorso del trofeo CONI, effettivamente è una grossa manifestazione, gira l'Italia, è il primo approccio che i ragazzi, bambini, i ragazzi di una certa età hanno col mondo olimpico. E questo la dice lunga dopo alcuni sogni che possono avverarsi o meno. È molto sentito questo trofeo dalle varie regioni, diremo, e dai partecipanti e tutto. E diciamo che il Veneto si è comportato molto bene, nel senso che come somma di medaglie, considerando primo, secondo e terzo, diremo, è molto alto, però come graduatoria, per il fatto che è una graduatoria olimpica, diremo, che predilige la medaglia d'oro, perciò magari uno prende la medaglia d'oro e non prende il secondo e il terzo posto, ecco che allora è primo rispetto a altri che hanno preso magari 5-6 secondi posti. Ma questo è un'inizia. L'interessante, come ha detto il professor Ponchio, è gareggiare e mettercela tutta per riuscire. L'anno prossimo, come anticipato, lo faremo nel Veneto e nel lago di Garda, appunto, ma è prevista un impegno organizzativo molto, ma molto importante. Abbiamo sentito i numeri. Molto importante e pertanto speriamo di fare bella figura. Per tornare al discorso che lei ha accennato, indubbiamente è quello che cerchiamo
diremo di portare tutta la gioventù dalla nostra parte. Ecco, anche perché è giusto rimarcare che questa settimana, la settimana scorsa, esattamente il 20 settembre, è stata una data importantissima che bisognerebbe tenere sempre a mente. Il 20 settembre è stata approvata da tutti le rami del Parlamento, la Camera del Parlamento, ma in particolare l'ultimo atto era quello della Camera dei Deputati, all'unanimità è stato deciso che la Costituzione abbia al proprio interno, io dico la parola sport, ma che parli di sport. Dopo 75 anni, lo sport entra nella Costituzione. Però la frase più importante la dice tutta, dice: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Questo la dice lunga sul messaggio e il messaggio, ma allo stesso tempo l'impegno con cui dovremo affrontare questa cosa qua a tutti i livelli, ma soprattutto, io direi, a livello politico, in modo tale che alcune risorse, diremo, siano contemplate, maggiori risorse siano contemplate, diremo, per propagandare e per appunto certificare quello che si dice, cioè il riconoscimento del valore educativo e sociale dello sport. Andiamo a vedere allora, appunto era dell'anno scorso, ma lo riproporrò adesso la Presidente Neroni, cosa ha detto proprio Mirella in fatto di Baby Gang proprio all'ippodromo di Treviso nella prima edizione di Sport Senza Barriere. Qui avrei il piacere di avere tutte le baby gang che vanno nei centri storici, che venissero qui all'ippodromo a provare a cosa vuol dire la box, provare questi sport, magari anche per cambiare questa energia che hanno, perché ce l'hanno. E questa è la provocazione che lo Sport Senza Barriere ha lanciato oggi ai bulli e alle baby gang che ogni sabato cercano di affrontarsi in centro a Treviso con l'unico scopo di filmare gli scontri per ottenere il maggior numero di like sui social. Sabato prossimo, anziché andare in Piazza Borsa, venite al Sant'Artemio. 15, 16, 18 anni, quanta energia c'è, dobbiamo tirarla fuori, ma nella maniera giusta. Chi sarà a provare le diverse discipline sportive presenti attorno al circuito ippico, dal tiro con l'arco al calcio balilla, dal tennis tavolo al karate e allo judo. Sabato da mezzogiorno fino a sera e domenica pomeriggio sarà un'occasione per i giovani, ma soprattutto per i diversamente abili, troppo spesso dimenticati nei fine settimana. Barriere da battere, soprattutto quelle mentali. Soprattutto quelle mentali, perché noi abbiamo genitori che ancora si vergognano di questi figli, li nascondono, non li fanno vedere, e questo è un danno enorme, non per loro ma per questi ragazzi che non sapranno mai di essere normali. Per chi vive una disabilità, quanto importante è lo sport? Direi fondamentale, lo posso dire in prima persona che da quando è iniziato lo sport paralimpico io c'ero e ho avuto davvero grandi benefici. Quindi questa 2 giorni è anche per cercare di vedere se qualche famiglia prende coraggio, viene qua e esce allo scoperto. E interagire e soprattutto capire che questo ragazzo ha bisogno di libertà. Tra gli sport anche la kickboxing e la box, con un testimonial d'eccezione, Maurizio Stecca, campione olimpico della disciplina, che lancia la sua provocazione ai bulli perché salgano sul ring. Ecco, è lì che devi dimostrare se sei bravo o forte o non fifone come i tuoi compagni che stanno dietro, che ti danno il via. Perché quelli che sbagliano sono i compagni tuoi che stanno dietro, che ti creano la situazione. Ma se sei da solo cosa fai? O con uno che è dentro il ring con te, che cosa fai? Fai una prova? Se fai una prova vuol dire che sei coraggioso. Presidente Neroni, tante voci, abbiamo sentito il presidente del CIP Vilnai, abbiamo sentito Maurizio Stecca, campione del mondo di pugilato, ma soprattutto la mia domanda è questa: lei rappresenta questo progetto donna, tante donne nello sport, ma queste donne molte volte sono anche mamme, sono persone che hanno una famiglia, ecco, coinvolgere la famiglia, perché è questo l'obiettivo, perché il primo anello è la famiglia e soprattutto la famiglia alla donna, perché è la donna che unisce, la donna che veramente fa partecipare, se vuole, la famiglia. Prego, dottoressa Neroni.
Allora, non voglio essere tacciata come la pubblicità adesso del supermercato a tutti nota sulla pesca, quindi non dirò che le donne hanno un ruolo fondamentale nella gestione della famiglia. Dirò che sicuramente la famiglia in generale, di qualunque colore e qualunque composizione, è il nodo principale nella formazione e nell'educazione dei ragazzi, e che fintanto che il nucleo familiare ha camminato assieme alla società civile e alla scuola, queste situazioni non si sono verificate. È lì che dobbiamo andare a lavorare, è lì che dobbiamo ricostruire questo legame, questo nodo fondamentale. Io insegno e mi rendo conto che i ragazzi hanno principalmente bisogno di ascolto. Il fatto di essere fuori casa tutto il giorno per lavorare sicuramente crea dei problemi su quello che può essere la costruzione di un dialogo e di portare avanti delle istanze e la possibilità di trovare all'interno della famiglia qualcuno che comprenda e che supporti. È chiaro che il discorso fra pari è diverso e c'è bisogno per i ragazzi di confrontarsi fra di loro, ma come stavate dicendo nel servizio, il fatto tante volte il gruppo porta sulla strada sbagliata perché ci si fa forti di qualche cosa che magari non sono neanche i principi ai quali si sente di appartenere, che si sente propri, ma il fatto che il primo tiri fuori la bravata in un gruppo fa sì che poi si sentano tutti autorizzati a farlo. Su questo sta lavorando anche il Comune e noi, diciamo, come associazione stiamo cercando, andando all'interno delle scuole, di parlare di alcune tematiche, chiamiamole così, un po' spinose, proprio perché si lavori su più step e su più aspetti nel cercare di andare incontro alla domanda di questi ragazzi, che non sono diversi da come eravamo noi, si trovano in una situazione diversa da quella che era la nostra. Consideriamo solo la libertà che noi avevamo di non andare a scuola e che loro invece hanno i registri elettronici e non possono muovere un passo. Questo li sta in realtà deresponsabilizzando, sta continuando a tenerli alla catena corta per le paure, per le preoccupazioni che le famiglie hanno, che li riempiono di cose da fare per non lasciarli magari da soli a casa, ma fa sì che questi ragazzi a 15, 16, 17 anni non siano ancora del tutto maturati e cresciuti. L'esperienza che abbiamo fatto lo scorso anno con il calcio in piazza, che tornerà anche quest'anno il 5 di novembre, grazie a un'iniziativa che facciamo in collaborazione con Treviso Women Calcio, ha dimostrato che portare delle attività in città che siano anche per i ragazzi ha attirato la loro attenzione e la loro partecipazione. Non li dobbiamo mandare via dai centri storici trovando degli spazi esterni, dobbiamo dar loro il modo di sentirsi accolti dentro la città, e allora non creeranno probabilmente queste baby gang, non avranno questo atteggiamento positivo. Quando ci si sente malvoluti ci si pone in termini negativi. Il problema è che non li intrighiamo abbastanza, e questo è il grande problema. La scuola può fare quello che fa, però quando noi li intervistiamo, abbiamo sentito anche nelle interviste recenti questi ragazzi che dicono: vogliamo una scuola diversa, una scuola che ci intrighi di più, vogliamo un dopo scuola. Loro sarebbero favorevoli anche a un dopo scuola più manuale, ecco, dove loro possono diventare protagonisti. A mio avviso non è il centro storico, la Villa Margherita, l'ippodromo, è che loro vogliono diventare protagonisti, vogliono essere responsabilizzati. Cosa dice Samson? In questo senso, anche nel mondo dello sport, noi lo diciamo sempre, un'associazione sportiva dilettantistica, se vuole essere, diremo, più completa, più inclusiva da tutti i punti di vista, dovrebbe prevedere anche per loro, come ha detto appena adesso, il doposcuola in un'associazione sportiva dilettantistica. Ci sono già degli esperimenti, arrivano, finita la scuola, arrivano direttamente nell'associazione e lì le prime 2 o 3 ore sono, oppure successivamente si comincia a fare subito sport, successivamente ci sono proprio degli insegnanti che li seguono nel doposcuola. E guardi, gli esperimenti, gli esempi che ho io e che sono partiti con qualche società sono veramente, veramente qualcosa da raccontare quando sarà ora, ma
in questo momento noi stiamo spingendo perché le associazioni sportive facciano sempre più, oltre che abbiano sempre più, oltre che un ruolo sportivo di per sé stesso, ma soprattutto un ruolo sociale. Allora, Presidente Bovio, una cosa che veramente fa anche riflettere è il mondo dello sport, dell'ippica e il mondo femminile. Tantissime donne noi vediamo, soprattutto anche, nonostante anche delle gravi cadute, poi riprendono l'attività, amano questo animale meraviglioso che è il cavallo. Lei ne sa qualcosa, ha detto mi sono innamorato di questo animale che avevo 6 anni e da là ho iniziato a frequentare gli ippodromi. Ecco, il mondo femminile e l'ippica e gli ippodromi. Prego, Presidente Bovio. C'è una grande partecipazione del mondo femminile alla nostra attività, sono presenti anche sabato diverse amazzoni che ci metteranno in pista con i loro cavalli insieme ai maschi e anche buone chance di batterli, quindi poi noi l'anno scorso abbiamo ospitato, se ti ricordi Mirella, la testimonianza di Chiara Nardo che viene dal nostro settore perché era valente amazzone e gestiva un certo numero di cavalli come allenatrice in proprio, poi un gravissimo incidente l'ha estromessa. Prego, Presidente. E adesso Chiara, che l'anno scorso è venuta a testimoniare la sua esperienza qui da noi, si dedica allo sport paraolimpico, anche qui con ottimi risultati. Diciamo che per stare al tema della domanda, il cavallo è un comune denominatore importante, cioè piace trasversalmente, uomini, donne, interessa a tutti. La partecipazione femminile al nostro ambiente è sicuramente molto, molto importante, anche numericamente. Numericamente, ma soprattutto ecco, l'importanza di frequentare anche dalle donne, come ha detto lei, si va a passeggio con il cane, si porta a fare qualche attività motoria, ecco l'importanza di conoscere anche questi luoghi. Una volta io gliel'ho già fatta questa domanda, ecco, erano visti come luoghi d'élite, come all'ippodromo si andava solo, si apparteneva a una certa aristocrazia, diciamo la verità, perché era così, si volava molto alto, erano dei posti dove dovevi esserci come famiglia, come nome, sennò è inutile che ce la giochiamo. Poi è arrivato il calcio scommesse e ha rovinato tutto e di più, lei ne sa qualcosa, Presidente, però questa è la verità, purtroppo una verità che lei anche con fatica sta cercando di portare avanti, di dare un'altra immagine a questi spazi meravigliosi, non solo come ippodromo, ma spazi alla comunità. Prego, Presidente Bovio. Beh, hai centrato, ma non è tanto solo il calcio scommesse, è la tecnologia che adesso ha cambiato il nostro modo di operare, cioè una volta chi aveva voglia o passione di scommettere non aveva il totocalcio, aveva il lotto e aveva le corse ippiche e là si fermava la possibilità di scommettere di maniera ufficiale. Adesso è totalmente diverso, il bouquet è ampissimo, basta avere uno smartphone in tasca, tutti i colleghi un provider e puoi fare tutte le scommesse che vuoi, quindi si sta cambiando totalmente la prospettiva, nel senso che la gestione degli impianti come gli ippodromi, torno a dire, grandi e costosi, non può essere dipendente dalla scommessa, non è più così, si è rotto il collegamento. Poi anche come tu dicevi, luoghi d'élite, quello forse vale di più per impianti metropolitani, per le città importanti, perché sì, tu vai a Parigi, vai a Londra, trovi le signore col cappello, negli ippodromi di provincia a memoria d'uomo questo non accadeva, però era sicuramente il posto di incontro di attività agricole ed imprenditoriali, cosa che adesso non succede più nemmeno quello, perché diciamo che è tale l'offerta alternativa che all'ippodromo ci si vede per passare una giornata all'aperto, ci sono le corse, uno guarda questo spettacolo, è comunque una distribuzione di risorse perché l'ippica è un'attività di filiera, quindi si parte dall'agricoltura, dall'allevamento dei cavalli, dallo sfruttamento degli animali, brutta la parola sfruttamento, ma insomma il fine è quello della competizione,
però deve essere inquadrato come filiera. Infatti noi siamo sotto l'egida del Ministero dell'Agricoltura, non del CONI o di altri enti, è il Ministero dell'Agricoltura che governa questo settore. E fatto bene a dirlo, perché sa quanti non l'avrebbero mai saputo, pensate? Fatto bene a dirlo, Presidente. È l'agricoltura, perché tutto nasce dai pascoli e dall'allevamento dei puledri e dopo da lì si muove tutto un sistema che riguarda l'allevamento, lo sfruttamento, la veterinaria, i trasporti, la mescalcia, lo spettacolo finale, ma tutto questo è legato ed è il Ministero dell'Agricoltura che coordina. Allora, adesso passo invece a Francesca Neroni, perché io l'ho conosciuta anche in una veste diversa, dottoressa Neroni, l'ho conosciuta come che promuoveva il Veneto, il turismo, ma quanto è difficile promuovere questa Italia, perché non so, la Francia fa una bottiglia di plastica, la mette vicino alla Tour Eiffel e tutto il mondo compra la bottiglia di plastica perché è vicina alla Tour Eiffel. Noi abbiamo la meraviglia delle meraviglie in tutti i paesi, in tutti i posti, nord, sud, però facciamo fatica a promozionarci. Come mai, dottoressa Neroni, lei che ha seguito anche questa attività? Sì, questa attività in parte l'ho seguita perché tra l'altro all'università io insegnavo turismo sportivo, quindi combinavo le due cose e allora quando sono arrivata qui in Veneto me ne sono innamorata perdutamente e ho detto posso mettere a servizio quella che era la mia esperienza della promozione del territorio, però poi ho anche ripescato, diciamo, la passione per la promozione dello sport e quindi spero anche di poter conciliare nuovamente le due cose. Il fatto che diceva prima della bottiglia di plastica, anche negli Stati Uniti, a Filadelfia, la campana della libertà è una campana che ha una storia di 250 anni, che viene visitata e pagata, ma hanno quello. L'Italia ha talmente tanto di ricchezze che effettivamente il problema principale è riuscire a coordinarsi con tutti gli enti che sono preposti alla promozione per fare qualche cosa di più organizzato e quindi tanti si danno da fare, c'è anche un dispendio di energie e di risorse non indifferente, ma la mancanza di coordinamento è un po' quella che probabilmente ci fa sentire di più la difficoltà di valorizzare effettivamente tutto quello che abbiamo. Ed è tantissimo. Ci sono oggi le organizzazioni OGD, mi pare che sia la sigla, io inverto sempre l'ordine, che sono appunto organizzazioni che mettono a rete, sistema tutto quello che si muove attorno alla promozione del territorio proprio per facilitare questo dialogo, per coordinare e raccogliere le risorse e ottimizzarle, anche perché dall'Europa tante volte arrivano fondi che noi non riusciamo a spendere perché vengono richieste collaborazioni e reti che se non impariamo a fare non possiamo, diciamo, sfruttare. Allora, Sans, un'altra cosa che volevo chiederle, visto che abbiamo parlato di spazi, di verde, anche il Covid ha fatto capire l'importanza dello sport all'aperto, non più palestra, ma soprattutto nelle stagioni, e qui ne abbiamo veramente tanto, ormai l'inverno fa fatica ad arrivare, perciò abbiamo dei mesi incredibilmente lunghi per fare attività fisica all'aperto e sport all'aperto. Prego. Certo, c'è stata una rivoluzione, tra virgolette, in sostanza dopo la pandemia. Abbiamo avuto un blocco, e anche lì non vorrei tornare indietro su questi concetti, il blocco dello sport, che è stato ritenuto un'attività non essenziale. Ma al di là di questo, poi quando c'è stata gradualmente la ripresa, indubbiamente memori e anche ormai avvezzi a tutte queste regole che ci imponevano di stare attenti su alcune cose nel modo di comportarsi, indubbiamente le discipline sportive all'aperto l'hanno fatta da padrone e dunque abbiamo avuto molte iscrizioni molto forti nell'atletica leggera, chiaramente, e poi anche nel tennis, ma poi anche abbiamo avuto un aumento di attività sportiva, diremmo quella non strutturata, quella libera. E in questo contesto abbiamo avuto parecchie persone che alla ripresa non si sono più
non sono più rimaste con un'associazione sportiva, ma hanno continuato a fare sport in maniera libera, scegliendo loro l'attività e con gli amici o quant'altro. E in questo contesto abbiamo avuto, dopo il Covid, abbiamo avuto anche un aumento del 2% circa di attività motoria in più, attività che però si è concentrata molto alle persone superiori ai 50 anni. E questo è stato un altro elemento di importanza fondamentale. Oggi come oggi anche gli sport al chiuso hanno ripreso la loro attività. Forse non abbiamo la paura di perdere determinati atleti o determinate persone che facevano sport è stata un po' più grande di quello che realmente è avvenuto. E perciò speriamo anche bene. Comunque se vogliamo vedere un lato positivo che non è positivo, ma comunque la storia per la pandemia e tutto, diremo che è nata una coscienza molto più forte di quello che significa l'attività fisica che ogni persona deve pensare di fare. Vorrei sottolineare che invece per quanto riguarda gli sport paralimpici, il problema del lockdown, della chiusura, è stato molto ma molto tragico, perché molte persone hanno sofferto, molte persone diversamente abili hanno sofferto in quel periodo là. Il fatto di non poter utilizzare le palestre è stato qualcosa di micidiale, io lo ribadisco sempre. In quel periodo lì vedevo guardando negli occhi, per esempio, la sofferenza di queste persone. Allora, Presidente Bovio, la sicurezza invece, parliamo anche di sicurezza, grandi spazi, animali, tante persone, sicurezza. Prego. Mirella? Presidente? Sì, sento. Al momento non è un problema. Il posto è ben frequentato, ognuno ha le sue responsabilità, ci sono ruoli ben chiari e definiti. Chiaro che nel momento in cui si dovesse allargare la platea ci saranno delle attenzioni maggiori, ecco, di sorveglianza e di quant'altro, però se ci fermiamo solo a valutare il rischio non andiamo avanti, per cui sarà un problema da affrontare quando se ne presenterà la situazione. Al momento è un posto tranquillo e anche lo svolgimento delle corse, che sono sempre sorvegliate da funzionari autorizzati dal Ministero, quindi da persone professioniste che hanno questo ruolo di sorveglianza delle corse, diciamo che l'andamento delle corse di Treviso è assolutamente certo e sicuro e certificato. Ecco. Questo è importante anche dirlo, visto appunto gli avvenimenti, la gente anche a casa deve sentirsi sicura quando esce, non deve avere nessun problema, la sicurezza è un fatto principale. Non so se la dottoressa Neroni ci deve lasciare, come vuole chiudere, dottoressa? Sul fatto della sicurezza, nel festival invece Treviso Città per le Donne che organizziamo a maggio ci occupiamo anche di urbanistica e di benessere, di altri aspetti, anche quello del turismo, e una delle questioni che ci sta più a cuore è proprio quella dell'illuminazione e della percezione della sicurezza, perché al di là di quanto una città possa essere o meno sicura è la percezione che ne hanno le persone a determinare poi la qualità della vita. E su questo credo che bisogna lavorare di più con le amministrazioni per dare uno spunto e un'effettiva azione che sia efficace in questo senso. Io vi ringrazio tantissimo e vi chiedo scusa se adesso Prego, dottoressa Neroni, ma vi aspettiamo sabato e domenica, vi aspettiamo scarpe da ginnastica, bottiglietta d'acqua e tutti in campo. Grazie, salutiamo Francesca Neroni, Presidente Progetto Donne Venete, anche con questo festival
Festival della cultura dello sport femminile molto importante all'ippodromo di Treviso il 30 settembre e il 1° di ottobre. Allora, Presidente Sanso, lo sport e i costi dello sport. Io non mi ricordo che ospite ho avuto che ha detto anche il calcio adesso, ecco, è diventato costoso, si paga anche per fare questa attività dove il calcio una volta si faceva dappertutto, non si pagava niente. Cosa è successo? Ma le cose, diremo, nel tempo si sono molto sviluppate, diremo, sono cambiate. Una volta, quando ci si approcciava al calcio, si andava e si trovava, diremo, il tecnico che ti seguiva, il dirigente, così non erano proprio delle persone diremo preparate, qualificate ad hoc. Normalmente io ho sempre detto, anche perché io ho fatto il presidente della FIGC per 10 anni, e tu trovavi in sostanza come battuta, si diceva sempre, chi può fare calcio, chi può fare un pseudo allenatore e tutto, o il postino o il ferroviere, dicevano, perché erano quelli che avevano magari un po' di tempo libero il pomeriggio e via discorrendo. Invece c'è stata una rivoluzione forte da metà degli anni 90, anzi tutti gli anni 90, in cui si è cercato di qualificare anche e qualificare soprattutto i settori giovanili, dunque l'attività di base, e per fare questo sono nati e ci sono stati forti diremo, corsi di formazione e poi sono nate le famose scuole calcio. Le scuole calcio non esistevano una volta, sono di 3 tipi, una scuola calcio normale, poi alla fine c'è quella elite. A Treviso siamo messi molto bene perché abbiamo scuole calcio elite, abbiamo un numero molto superiore anche alle altre province del Veneto, però questo comporta tutta una diremo, organizzazione diversa. Queste scuole calcio elite devono fare anche attività formativa, devono fare delle conferenze, devono trattare vari problemi. Ma come mai nelle squadre di Serie A, specialmente le più importanti, non c'è neanche un italiano tra virgolette, diciamo, Presidente? No, perché bisogna anche dirlo, perché a questo punto mi viene anche il dubbio, abbiamo tante scuole e dopo non abbiamo un italiano tradizionale, diciamo, poi sono italiani anche questi ragazzi che giocano in queste squadre di Serie A. Com'è la storia? È un problema che diremo ha in questo momento la federazione, ce l'ha, e si cerca in tutti i modi di risolverlo. Ci sono varie formule per farlo, però abbiamo visto che nei vari anni non riusciamo a... Indubbiamente, una volta si poteva anche delimitare gli stranieri, stranieri parliamo da un punto di vista sportivo in questo momento, che potevano tesserarsi con le società, diremo, italiane. C'era un limite e dunque veniva assicurato. Adesso, anche con le varie leggi europee, la legge Bosman e via discorrendo, è un dato di fatto che c'è la libertà di muoversi in qualche modo. Dunque, molte volte le società sportive, le professionistiche, cosa fanno? Diremo che trovano più semplice portare uno straniero, sempre tra virgolette inteso, anziché spendere tantissimo con una scuola calcio elite e via discorrendo. Non è Sanso che forse facciamo troppo poco sport a scuola, 2 ore alla settimana, per fortuna sono diventate 2 ore, prima era 1 ora, ecco, per intrigare questi ragazzi con queste discipline, perché non tornano i conti, non c'è niente da fare. È l'eterno problema che dobbiamo più approcciarsi verso l'attività. Sì, di sviluppare molto di più quella della scuola. Ci sono, quest'anno c'è stato l'accesso anche alla 4ª elementare di un professore di educazione fisica, però le ore sono quelle che sono, è quello il discorso, bisognerebbe molto allargare di più. Ecco che noi come con le associazioni sportive, come ho detto prima, cerchiamo di aiutare questo modo di fare. Però, ecco, in ogni caso comunque ci sono delle
situazioni, per esempio, ne abbiamo già parlato anche in questa sede, degli accordi che alcuni istituti comprensivi cercano di avere con noi e con le società per aumentare diremo, l'offerta sportiva all'interno delle scuole, soprattutto nei pomeriggi. E attenzione, non è che si cerca di aumentare proprio per impegnare, e torniamo al discorso di prima, per impegnare quei ragazzi che altrimenti vanno in giro per la strada a fare guai. Perché ci sono dei problemi anche legati al discorso che magari le famiglie non riescono, diremo, a mandarli su qualche associazione sportiva perché c'è un minimo di costo, in sostanza, come abbiamo detto prima. Ecco, tutto qua. Allora, rivediamo la locandina, così salutiamo anche il Presidente Bovio, sentiamo con quale saluto ci lascia. Prego, Presidente. Vi aspettiamo tutti, numerosi, all'ippodromo, sarà una bella giornata, speriamo anche meteorologicamente, il programma è ricco, è vario, è 2 giorni con tante attività e tante cose da vedere, speriamo in una grande partecipazione della città. Grazie, salutiamo il dottor Stefano Bovio, Presidente del Nord-Est Ippodromi, e un in bocca al lupo a tutti noi perché siamo una grande famiglia coinvolta, abbiamo fatto veramente squadra, più di 20 comuni che partecipano, associazioni sportive, di volontariato, CONI, CIP, ULS2, chi ne ha più ne metta, perciò partecipate tutti, grazie. Sanso, che messaggio vuole dare questa mattina, come vuole salutarci? Ma che in linea con quello che ho detto prima, che finalmente lo sport entra nella Costituzione, diremo che questo evento la dice lunga sul fatto di riconoscere il valore sociale dello sport. Per noi è una conquista, quando ci si avvicina a questi concetti è un qualcosa di importante e è una vittoria per noi, diremo. Ecco, pertanto io penso che sabato e domenica, al di là di questo, volevo intervenire anche prima, ma io era molto che non venivo all'ippodromo, diremo, ma a vedere questi spazi. Dell'ippodromo di Treviso, quando ti metti sopra, vedi perfino i monti, ma c'è questo proprio ampiezza, questo panorama che ti impressiona fortemente. Pertanto penso che anche la location sia un qualcosa di importante e che venite famiglie, venite, fate anche un giro e vedete qualcosa di diverso, diremo. Grazie a Mario Sanso, delegato CONI Treviso, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Grazie, pubblicità.
Ed è collegata con noi la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Buongiorno sindaca. Buongiorno a lei Mirella e a tutti i suoi telespettatori. Grazie anche a Levis Martin che abbiamo in presenza, direttore del Consorzio Bosco del Montello, che è stato proprio lunedì sindaca da lei proprio a vedere questo meraviglioso panorama che abbiamo, questo mare splendido, questo posto di villeggiatura incredibile. Cosa ci racconta? Sindaco o sindaca? Sentiamo come vuole essere chiamata. Mirella, lei mi fa sempre questa domanda. Sì. Ringrazio, perché è il modo di dire che ovviamente tutti mi chiedono, e per me essere un sindaco donna è un grande privilegio, un grande onore, per cui lascio un po' alla sensibilità di ognuno decidere come chiamarmi. Il fatto di essere arrivata anche un po' con tante critiche, che una donna ministra, eccetera, per me è un grande onore, e quindi cerco sempre di mettere la mia competenza ma anche la mia sensibilità di donna al servizio dei miei concittadini. Quindi grazie per la domanda. È importante, sa perché? Perché è un momento molto particolare per noi donne, un momento dove anche noi dobbiamo cercare di fare quel passo in più, non perderci su dei rivoli che non servono niente a nessuno, ma andare nel concreto dove purtroppo questa donna con la sicurezza non siamo messe per niente bene. Io mi domando cosa stanno aspettando le nostre onorevoli, le nostre senatrici a fare quel passo in più per mettere in sicurezza questa figura che è la donna. Abbiamo sentito anche ieri cosa è successo ad Alessandria, questo uomo che ha ucciso moglie, marito, moglie, figlio, suocera. Ecco, non ci sono servizi alle persone, tante infrastrutture, tanto cemento, poco servizi alle persone, specialmente alle fragilità. Cosa ci dice Nesto? Allora io dico che le regole ci sono, le norme ci sono, molto spesso mancano le forze per farle rispettare. Mancano i presidi, mancano anche l'organizzazione dei nostri carabinieri, delle strutture, fanno fatica, non hanno mezzi a sufficienza, e quindi io credo che oggi più che un problema di norme sia un problema di organizzazioni e di apparati. E ovviamente per quanto riguarda i comuni noi stiamo facendo tante attività di prevenzione ma anche attività di formazione. Le donne devono formarsi, i corsi antiviolenza devono essere fatti, perché al di là di quello che capita in famiglia, che quella è una partita tanto diversa e molto spesso non ci sono rimedi, però sapersi difendere diventa un prerequisito per le donne. Fare un corso di autodifesa, tenere degli accorgimenti, credo che sia importante. Io dico sempre alle ragazze giovani: cercate di essere accorte, di non accettare appuntamenti al buio, di non accettare incontri strani in luoghi solitari, riservati, magari con qualche ex, perché a volte non creare l'occasione ti salva la vita. L'abbiamo visto di recente nella cronaca anche nazionale, che 2 donne con lo stesso uomo hanno avuto 2 destini completamente diversi. Una purtroppo è morta e l'altra si è salvata la vita. Non aveva accettato l'appuntamento con questo personaggio. Io quindi chiedo che sicuramente le istituzioni devono fare la propria parte, le istituzioni devono rafforzare i presidi della sicurezza delle forze dell'ordine, ma anche noi donne dobbiamo essere più attente, perché dobbiamo volerci bene, dobbiamo fare i corsi antiviolenza, dobbiamo fare la formazione e dobbiamo essere più accorte, perché veramente la vita è una sola e dobbiamo stare attente. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, se non mi cade la linea poi continuiamo e passiamo anche con l'altro ospite, Levis Martin. Vai Vladimiro. Ciao, grazie Mirella. Intanto quello che ha appena detto il signor Sindaca è giustissimo. A me voglio aprire una veloce parentesi. Secondo il mio punto di vista l'operazione distacco del Cavallino Treporti dal comune più grande di Venezia è stata una delle operazioni amministrative più riuscite negli ultimi decenni, cioè veramente sta una scelta che sta azzeccata e che ha portato gran beneficio alla terra che è governata, diciamo così, dalla signora Sindaco. Chiedo alla signora Sindaco, ne fa tanti auguri
che quello che è successo a Cavallino Tre Porti succeda anche al Veneto rispetto a Roma? Grazie, buongiorno signora. Allora, prima di rispondere a Vladimiro, che risponderà di sicuro la sindaca Nesto, sentiamo anche cosa ne pensa Levis Martin, direttore del Consorzio Bosco del Montello, uno dei luoghi più belli che abbiamo, un territorio meraviglioso, forse poco conosciuto, si inizia da qualche anno a capire questi percorsi ciclopedonali meravigliosi, questo posto bellissimo. Ecco, promuovere, perché se facciamo così fatica a promuoverci? Beh, intanto Martin. Buongiorno Mirella, saluto lei e i suoi ospiti, saluto volentieri il sindaco Nesto che non conoscevo, la conosco volentieri anche perché Cavallino, come ha detto lei, è un luogo che frequento più volte l'anno, è incantevole, Lio Piccolo, la nuova... Allora la prossima volta va a trovare la sindaca. Assolutamente sì, assolutamente. Hanno fatto una pista ciclabile a sbalzo che è magnifica e sicuramente valorizzerà. Lunedì scorso sono stato ed era pieno di ciclisti, quindi credo che avranno soddisfazione. Grazie, mi dà un assist per parlare del Montello. Guardi, un modo per promuovere il Montello l'abbiamo trovato di recente, abbiamo collaborato con alcune associazioni del territorio e abbiamo fatto il diario scolastico per le scuole elementari e alcune scuole medie della provincia di Treviso. È un'idea che è partita qualche anno fa e se lei guarda, anzi questo è per lei, glielo regalo qui in diretta, in copertina ci sono le 3 cime di Lavaredo e Venezia. Noi siamo in mezzo, quindi è un orgoglio per noi del Consorzio Bosco Montello comparire in questo diario, all'interno poi lo sfoglierà, ci sono 4-5 pagine che parlano di noi. E appunto è poco conosciuto, nel senso che quando parliamo di Venezia, di Tre Cime di Lavaredo, ovviamente il Montello è in ombra rispetto a queste realtà, però è una piccola realtà che sta crescendo. Vediamo che il turismo sportivo soprattutto sta prendendo piede, la bicicletta è lo sport per eccellenza che viene fatto nel Montello, ma anche il Nordic Walking, passeggiate, il cavallo, cominciano a sorgere più maneggi e l'enogastronomia, perché il Montello nel fine settimana è preso d'assalto da persone che cercano buon cibo, buoni agriturismi e buon vino da bere. Allora Martin, è vero questo, ma il fine settimana mi sta un po' stretto, nel senso... Perché non riusciamo a promuoverci tutta la settimana? Noi abbiamo questi diversamente giovani, come li chiamo io, che potrebbero benissimo essere accompagnati anche a pranzare durante la settimana in questi bellissimi agriturismi che abbiamo, a fare queste passeggiate, perché non è che siano tutti infermi, ci sono delle persone veramente autosufficienti che forse gradirebbero anche di staccare la spina in un territorio a pochi passi, perché ce li abbiamo a pochi passi, e coinvolgerli di più. Eccola, le scuole, soprattutto le scuole, le famiglie. Mi ricordo anche che ho avuto la Presidente del Consiglio che ha detto: ma perché non venite a passeggiare con i vostri figli, fare queste passeggiate? Ma è possibile che noi dobbiamo sempre uscire solo il sabato e la domenica perché tutto il giorno si lavora? No, non è vero, non funziona proprio così. Siamo diventati pigri, a mio avviso molto pigri, guardiamo tutto fuori dalla porta di casa e questo non fa bene. Cosa dice Sindaco? Ma soprattutto rispondiamo anche a Vladimiro, prego. Allora, per quanto riguarda la risposta a Vladimiro, fa molto piacere e sono molto contenta dell'osservazione. È stato un percorso importante, faticoso, difficile anche da portare avanti e quindi ci ha dato grande soddisfazione. Vediamo anche le immagini della pista perché vale la pena veramente di vederle, andiamo a vedere. Prego Sindaco. Quindi insomma diciamo che il fatto di essere riusciti a fare questo percorso per noi è stato molto molto importante. Ecco, io sono lì con i miei assessori in pista ciclabile, quella è una foto nostra, un video nostro di qualche mese fa. È un'emozione grandissima e credo che se non ci fosse stata l'autonomia quella pista a Cavallino Tre Porti non si sarebbe mai realizzata. Perché? Perché in realtà un comune vicino al territorio è un comune che lavora per il proprio territorio e quindi i risultati ci sono. Io mi auguro che veramente l'autonomia del Veneto arrivi presto perché ne abbiamo bisogno di servizi, di un rafforzamento dell'attenzione per il nostro Veneto, perché fino a qualche anno fa ci bastava, ma oggi abbiamo bisogno di questa attenzione, di questo nuovo
percorso. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, che è quello di quando il turismo è come dire, sviluppabile, quando il turismo c'è, io le dico che a Cavallino Tre Porte abbiamo fatto una politica un po' diversa, abbiamo previsto l'obbligo per il soggiorno di 7 giorni, abbiamo, almeno in alta stagione, abbiamo rafforzato un po' quelle che sono le code, tant'è che è una stagione che oggi è ancora in corso e fino a metà ottobre tante strutture sono aperte, per cui aver fatto una pista ciclabile, aver rafforzato i chilometri di piste ciclabili, avere una ristorazione d'eccellenza con i prodotti della terra, dei nostri ortaggi, del pescato, della pesca, comporta veramente un allungamento e delle possibilità di lavoro per i nostri lavoratori e per le nostre imprese. Io credo quindi che vada assolutamente rafforzato questo turismo lento, slow, non del mordi e fuggi, con implementazione anche di una ricettività diffusa. Perciò tutti questi temi sono temi che fanno bene al turismo, fanno bene all'economia, ma fanno soprattutto bene alla popolazione, cioè al lavoro, alle nostre imprese e ai nostri lavoratori, perché la NASPI non può bastare. Allora andiamo adesso a Montebelluna, vediamo turismo Montello, andiamo a vedere anche questo e poi commentiamo con Martin. L'unione fa la forza, è proprio il caso di dirlo, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, con i sindaci e le prese, con risorse sempre più risicate e spese in continuo aumento. Realizzare progetti diventa dunque complicato, ma i sindaci dell'area del Montello hanno deciso di mettere insieme le forze per rilanciare l'intero comparto turistico. Siamo 7 comuni, Montebelluna è il comune capofila e non ragioniamo come le città-stato dell'antica Grecia, ma ci siamo coordinati sottoscrivendo una convenzione a ottobre dell'anno scorso proprio per rilanciare e promuovere a tutti i livelli il turismo del Montello. Un progetto partito 4 mesi fa che intende coinvolgere non solo la parte istituzionale ma anche tutte le attività interessate dalla macchina turistica perché sia, spiega il sindaco, espressione del territorio. Abbiamo la necessità di dialogare proprio con gli stakeholders del Montello. Stiamo già facendo delle riunioni in tal senso. La scorsa settimana abbiamo fatto una riunione a Giavera, a Volpago e anche a Montebelluna proprio per andare a intercettare i bisogni ma soprattutto le idee propositive di chi il Montello lo vive. Turismo culturale, enogastronomico e naturalistico, cicloturismo, forme diverse di un turismo comunque dinamico, slow, non di massa. Questo è l'obiettivo dei 7 sindaci. Che vada a poter creare degli itinerari ed è necessario quindi una compartecipazione pubblico-privata per creare delle reti e delle sinergie che al momento sono inespresse. Senza dimenticare che tra 3 anni esatti ci sarà un appuntamento con la storia, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina con Montebelluna pronta a giocare le sue carte vincenti. Ricordo che Montebelluna tra l'altro è in un punto strategico tra Cortina e Venezia, ma non solo, è il polo mondiale della calzatura sportiva e chiunque vada a sciare di domenica molto probabilmente utilizza uno scarpone che è stato ideato proprio nei comuni contermini, se non proprio a Montebelluna. Abbiamo in linea Claudio da Bovolone. Ciao Claudio. Buongiorno. Prego. Ho avuto il piacere nel 2017 di parlare col signor Luigi Bacialli. Bene. E lei, Bacialli, mi ha richiamato se potevo venire lì direttamente in televisione, ma io ho dei problemi un po', insomma, di età e così. Comunque lui è stato molto gentile, mi ha chiamato se arrivavo lì. Per me è già una soddisfazione. Allora, io avrei, siccome sono un sensitivo, un telepatico, avrei queste 3 idee semplici. Primo, nel Veneto, se ogni Veneto mettesse €1 al mese, che è un caffè, oppure 12 euro all'anno, per aiutare queste famiglie di poverini, di ammalati, nonni che hanno l'Alzheimer o altre cose, sarebbe un'occasione semplice aiutando queste famiglie, anche certi che hanno delle pensioni da fame. Non so se è possibile questo. Vai avanti, finisci Claudio, poi ti rispondo. Secondo,
per quelli che amano andare in montagna, per esempio, che vedono un lupo, un orso, un cinghiale che hanno paura, se fossero attrezzati con dei petardi, sa, quando ci sono i fuochi d'artificio i cani scappano anche qua a casa nostra, hanno paura. Io penso che avendo dei petardi non c'è bisogno di ammazzare niente e questi scappano, questa è la seconda. Poi per aiutare, diciamo, la ricerca in Italia, domandare a tutto il mondo sportivo, dalle macchine, biciclette, all'atletica, al nuoto, che ogni anno facessero loro giornalismo, loro che lo facessero una bella offerta ogni anno per la ricerca. Cosa dice? Dico che hai ragione, ma anche aggiungo che grazie a 5 per 1000 che le associazioni di volontariato hanno, che sono soldi che mandano i cittadini, riusciamo a superare a quello che hai detto tu. Certo si potrebbe fare molto di più, però dovrebbero forse, come dici tu giustamente, essere coinvolti molti imprenditori, molto di più, molti lo fanno ma molti non lo fanno. Ecco, coinvolgere veramente chi ha la possibilità di aiutare e di supportare. Oltretutto poi possono anche scaricare questi aiuti, perciò penso che sia venuto il momento, come hai detto tu, di pensare anche a quelli che veramente in questo momento stanno veramente faticando per arrivare non alla seconda settimana ma alla prima settimana del mese. Io ieri ho avuto il banco solidale, perciò so di cosa parli. Sicuramente dirò al direttore Bacialli che hai chiamato, sarà contento, mi fa felice, perché l'importante è, ecco, dell'ascolto, l'ascolto delle persone. Allora Martin, come commentiamo questa telefonata? Fanno delle proposte concrete con l'importanza, il buon senso, la voglia di aiutare, si può fare, bisogna andare avanti, prego. La telefonata del signore, che è una telefonata che traspira solidarietà, però fa anche capire che nel nostro territorio, pur essendo un territorio ricco, ci sono persone in difficoltà. Lei ha già detto bene, con i 5 per 1000 si può far tanto. Io credo però che i nostri sindaci nei nostri territori siano tutti attenti a queste problematiche e che non siano casi del nostro territorio di persone che vengono lasciate sole. Ogni comune ha gli assistenti sociali, ogni comune ha degli uffici sociali, dei centri d'ascolto, ci sono i centri Alzheimer, quindi io non me la sento di dire che viviamo in un territorio dove questo problema viene lasciato in disparte. Io credo che le persone da noi che hanno reali bisogni trovino una risposta quando entrano nella casa comunale e che sindaci e assessori siano sempre disponibili. Abbiamo comunque un sindaco anche qui collegato, credo che possa confermare, quindi io me la sento, capisco quello che ha detto il suo telespettatore, che ha detto cose giuste, però io credo che le istituzioni, la regione, la provincia e i comuni siano presenti sul tema e che nessuno nel nostro territorio venga lasciato da solo. Poi ovviamente ogni comune avrà qualche sacca di difficoltà, qualche problematica, però io conosco i miei 5 comuni, insomma, e vedo che tutti, anche quando si fanno delle riunioni che magari noi parliamo di turismo, parliamo di altro, ma non si tralascia mai l'aspetto sociale, l'aspetto anziani soprattutto. Quindi vorrei tranquillizzare il suo telespettatore, credo che nel Veneto ci sia molta attenzione, e anche il volontariato. Ricordiamo che il Veneto è la regione in Italia con il più alto numero di associazioni di volontariato, quindi anche il volontariato va a sopperire spesso dove non arriva magari il comune o gli enti pubblici. Allora, prima di commentare quello che ha detto il nostro Levis Martin, abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Vai Leone! Ciao Milena, grazie. Ciao. Saluto i tuoi ospiti. Allora, parlavate della scuola prima, io ho parlato tante volte, per migliorare la scuola ci vogliono molti soldi, e adesso la Giorgia Nazionale ha detto che i soldi li prenderà dagli sprechi e le inefficienze che ci sono in questo paese. Finalmente sento un Presidente del Consiglio che dica questo. Speriamo che sia vero e che incominci naturalmente dal colle più alto di Roma a tagliare sprechi e sperte. Poi una cosa volevo chiedere al sindaco di Cavallino Treporti, che è anche avvocato. Si parlava anche della situazione delle donne. Allora, una donna è stata accoltellata 17 volte dal suo compagno
adesso mi ricordo, forse compagno o marito, e poi è stata lasciata lì morta, ma non era morta, si è salvata. Nel processo, perché si è salvata, quello che l'ha ammazzata ha preso 6 anni. Se l'avesse ammazzata avrebbe preso l'ergastolo. Non è giusto, questo non è giusto. Per me lui la voleva ammazzare, quella donna, bene, ha fatto di tutto per ammazzarla, 17 coltellate, bene, si prende l'ergastolo anche se è viva. Questo penso io. Un'altra cosa volevo chiedere al tuo ospite, che è il direttore del Parco del Sile. No, del Montello. Scusa. Bosco del Montello. Scusa, mi sono sbagliato. Beh, comunque la domanda gliela faccio lo stesso. Allora, io abito lungo il fiume Mardenego e ho piantato delle piante giù dall'argine sul campo, vicino al fiume. Me le hanno sfalciate tutte. Mi hanno detto che dovevo stare a 4 metri dal fiume. Lei pensa che sia giusto? Perché se io l'argine è di mia proprietà, lo curo, lo coltivo, lo sfalcio e l'ho sempre tenuto bene. Se uno pianta le piante ha anche cura delle piante, perciò non vedo niente di male. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, ora partiamo con la sindaca Nesto. Prego sindaca. Allora, rispetto al tema, comincio dall'ultimo, il tema della violenza alle donne e delle pene. Allora, gli avvocati fanno il loro lavoro e quindi cercano di portare avanti alcuni temi. Le istituzioni sensibilizzano, poi comunque le sentenze arrivano. La magistratura è un organo indipendente che, valutate le varie circostanze, applica la pena. Io non so dirle quanti o quali esimenti siano stati applicati in quella circostanza. Le dico che a volte certi fatti efferati una sanzione importante e quindi posso dirle che a livello astratto e teorico convengo con lei. Purtroppo abbiamo ancora tanta strada da fare sia in prevenzione sia in termini di repressione e dobbiamo farla perché purtroppo gli episodi sono sempre più frequenti. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire che il lavoro che attende tutti noi è un lavoro importante. Però c'è un però che volevo discutere con lei, visto che è anche avvocato. Questa donna che nonostante le denunce non riesce a fermare questo aguzzino che ha in casa. Questa donna che ancora adesso nel 2023 deve fare fagotto, lasciare la casa con i figli al marito. Io lo trovo inaccettabile questa situazione. Pensate, lo dico sempre, ai traumi di questi ragazzi, di questi bambini che devono lasciare tutto per essere portati in queste case famiglie, queste case protette. Sarebbe tempo che venisse spostato questo uomo in una casa protetta e lasciato lei magari anche col braccialetto per vedere come si sposta, perché noi abbiamo la tecnologia che ha fatto passi da gigante, però l'applicazione della tecnologia lascia molto a desiderare. Prego. L'ho detto prima, nel senso che non abbiamo un problema un problema di norme, abbiamo un problema di applicazione delle norme, abbiamo un problema vero che è quello dopo della repressione, è un problema del presidio, delle poche forze dell'ordine che ci sono sui nostri territori, delle difficoltà che hanno questi carabinieri piuttosto che poliziotti o quello che è guardie di finanza nel perseguire la giustizia. Questo è il vero problema che abbiamo, il rafforzamento dei presidi territoriali, perché poi che le norme, è chiaro che le norme già prevedono che la donna con i figli ha diritto di rimanere nella propria casa, ma poi si cozza contro il problema della tutela della donna, nel senso della donna, della famiglia, di quello che è, insomma, no? Perché devono andare in struttura protetta? In struttura protetta proprio perché in quella fase, che di solito è una fase limitata di tempo, finché non arriva
la giustizia per sanzionare questa persona. Allora perché non mettiamo via l'uomo, non portiamo via l'uomo e lo mettiamo in struttura protetta dove non può nuotere e ripeto col braccialetto visto che c'è. Ecco, le nostre onorevoli, sindaco, lei è anche avvocato, dovrebbero muoversi di più in questo, dovrebbero far capire, non possiamo più, abbiamo 80 femminicidi dall'inizio dell'anno, ma stiamo scherzando? Martin, cosa vuole dire? Lei come uomo, ecco, come uomo che vive, anche poi sentiamo ancora il sindaco Nesto, cioè non è possibile, non ci sono strutture, lei parlava prima, abbiamo i servizi sociali, i comuni sì, ma non è più una coperta, è un coriandolo, perché hanno dei numeri che sono bassissimi rispetto ai residenti che hanno bisogno. E allora se il servizio sociale, le persone sono 2 e devono coprire tutto il territorio e non possono essere in ufficio ma devono uscire, perciò in ufficio non trovi mai persone, il sindaco non può assumere perché non ce la fa, capisce che poi il mondo del volontariato che è diviso, perché c'è la privacy, perché non conosciamo, perché non ce lo dicono, ma allora di cosa parliamo? Prego. Sì, il tema è di difficile soluzione, però il problema è reale perché come ha detto lei i numeri parlano da soli, quindi non possiamo nasconderci dietro a un dito e purtroppo ogni anno da alcuni anni vediamo sempre gli stessi servizi al telegiornale. A dicembre ci dicono quanti femminicidi ci sono stati nel corso dell'anno. Arriviamo a gennaio dell'anno successivo e inizia di nuovo la conta ed è veramente una cosa triste, tristissima, perché ormai è da anni che parliamo delle stesse cose. E io credo, come l'ho detto prima, che si cerchi di fare qualcosa, però forse il problema andrebbe affrontato in maniera diversa perché abbiamo visto che negli ultimi anni i casi di femminicidio non stanno scendendo e quindi anzi aumentano e quindi forse quello che si è fatto non è purtroppo sufficiente e non spetta a me dire quali sono le soluzioni, però appunto guardando i dati di fatto i femminicidi non scendono e vuol dire che qualcos'altro in più bisogna fare. Non me la sento di dare soluzioni perché non è il mio ambiente, però la cosa che io noto è quello che ci dicono i numeri. Come ha detto lei, da inizio anno oggi più di 80 femminicidi, nel 2023 in Italia non è accettabile. Allora andiamo a vedere anche cosa dice questo psicologo in fatto proprio dell'omicidio di Masera, andiamo a sentire. Questa persona si è trovata davanti alla disperazione. Purtroppo la mente umana davanti alla disperazione perde la speranza. La giustizia da una parte e la mente umana dall'altra. Sergio Dezen aveva perso la speranza solo con la figlia, lui a capo di una famiglia. Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta, rilegge il gesto che ha tolto la vita a Manuela Bittante, costretta a letto in stato semivegetativo per opera delle mani del marito. Il marito si è visto 4 fattori davanti. Il primo: non ce la faccio. Il secondo: probabilmente metto a rischio tutta la famiglia, non solo mia moglie che è in quelle condizioni, ma anche la stabilità economica. Il terzo: sono io il capofamiglia. Ha fatto il marito fino in fondo, dice Casteller, nel momento in cui Dezen ha voluto proteggere la moglie dal dolore. Ha fatto il marito fino in fondo perché lui aveva un ruolo di responsabilità probabilmente nei confronti della moglie. E nel momento in cui si vede qualcuno soffrire e si è davanti alla disperazione, come dicevo, l'istinto è primordiale. Non ci sono sovrastrutture mentali, di mediazione. Un gesto che sul piano giuridico non trova giustificazione ma che apre un altro fronte, quello del vuoto normativo che ancora c'è sul fine vita. Sbagliato, aggiunge poi Casteller, avvicinare e confrontare il comportamento di un marito a quello di una figlia. La percezione della madre presente per la figlia era molto più importante anche in una condizione di instabilità relazionale. Per il marito la cosa è completamente diversa, perché il tema della relazione e dell'accudimento per lui è diretto e lui ha voluto far soffrire il meno possibile. Allora, Sindaco, come commenta questo servizio e anche le parole di Levis Martin? Prego. Allora, io vorrei tornare un po' sul tema generale della violenza alle donne e delle violenze
E quindi per ribadire che tutti i provvedimenti sono migliorabili e si può sempre far di più, però quello che è l'emergenza che viviamo tutti i giorni non è tanto nell'apparato delle norme, piuttosto nell'applicazione pratica. E quindi quello che vorrei come messaggio importante è che abbiamo bisogno di presidi di sicurezza maggiori nei nostri territori. Questo in termini generali. E poi anche per il tema della violenza alle donne e alla violenza domestica e tra le mura domestiche. E questo è un tema sicuramente su cui tutti siamo sensibili e gli strumenti dobbiamo attivarli a tutti i livelli, quindi nei comuni, quindi in regione e quindi con lo Stato attraverso le forze dell'ordine. Ma anche voi, Sindaco, che siete i responsabili della salute dei vostri cittadini, avreste bisogno di più mezzi, avreste bisogno di più personale, poi un quadrante molto largo, Cavallino Treporti, turismo, perciò tante persone, tante attività, è un problema, ecco, bisogna rafforzare. Allora, la sicurezza deve essere rafforzata su tutti i territori, non solo su quelli turistici. Poi sui territori turistici come quello di Cavallino Treporti ci sono dei temi ulteriori. Il tema ulteriore è dovuto al fatto che passiamo da una cittadina di 13.500 abitanti a 120.000, 130.000. Oggi siamo 80.000 e siamo già a fine stagione. Ecco, poi c'è tutto il tema del fine vita. Sul fine vita invece manca una norma chiara ed una scelta normativa, quindi lì sì manca una norma e credo che dal punto di vista etico ognuno abbia la sua idea. Io ritengo, per me, però è una mia opinione ed è opinabile, una persona diversa da me la può pensare in maniera assolutamente contraria, cioè io ritengo che vegetare in un letto di ospedale creando dei problemi di accudimento e di cura a tutti, io preferirei poter scegliere per il mio fine vita, cioè io lo dico veramente in maniera molto chiara, sono religiosa, sono praticante, la vita è un bene prezioso, è un valore importante, dobbiamo avere rispetto della vita e anche come cattolica mi sono molto interrogata, però ritengo che non sia qualità di vita e che l'accanimento terapeutico debba essere evitato. Quindi io preferirei poter scegliere a un certo punto, poter dare indicazioni di poter staccare le macchine, perché non è vita. Quando non c'è più vita, non c'è più qualità di vita, io credo nel dopo questa vita e quindi preferisco pensare che il corpo rimane qua e l'anima dove deve andare. Ecco, però è un tema che richiede una norma chiara e quindi non mi sento di giudicare nessuno, è un tema questo veramente delicatissimo e difficile. Io purtroppo a livello personale ho provato varie situazioni, una in particolare che mi ha fatto molto interrogare su questo e quindi preferisco a volte per questo tema tacere, perché credo che ognuno di noi debba trovare dentro di sé la propria risposta. Però e credo dobbiamo parlarne, Sindaco, perché è un tema che era stato proposto anche nel referendum, ce l'hanno tolto, ci hanno messo le trivelle al posto di questo, che era un tema che invece avremmo potuto e avuto voglia di dire anche la nostra e non ce l'hanno permesso. Però il tempo corre, andiamo a vedere queste immagini della tradotta per rispondere poi anche al nostro Leone sulla piantumazione degli alberi con Martì. Andiamo a vedere le immagini e così Levis Martì risponde anche al nostro Leone a Tre Baseleghe sulla piantumazione degli alberi. Eccolo qua, cosa stiamo vedendo, Martì? Stiamo vedendo un tratto della tradotta che è la ciclopedonale che collega Montebelluna a Nervesa e la Battaglia. È un percorso immerso nel verde, come potete vedere, è lungo circa 18 km. Non è tutto regolare, segue l'ex sedime di una ferrovia, anzi della tradotta ben
ben conosciuta perché portava i soldati al fronte dalla stazione di Padova, poi Montebelluna, per arrivare a Nervesa Battaglia. Ricordiamo anche il gigante buono che non c'è più. Grazie per questo appunto che mi fa. È quasi 1 anno e mezzo che ci ha lasciato Natalino, che è stato anche suo ospite qualche volta, ed era proprio appassionato, innamorato della tradotta. Con lui abbiamo fatto tantissimi lavori e piantato tanti alberi. Qualcuno lo state vedendo anche in questo momento, proprio frutto del lavoro di Natalino che ricordo con affetto e con piacere. E per rispondere al suo telespettatore che parlava di piantumazione degli alberi, ci siamo scontrati anche noi con realtà simili. A volte la gente è in buona fede, pensa di poter piantare degli alberi e di far del bene, e in realtà lo fanno, però purtroppo ci sono delle regole, il codice civile che dai confini prevede i 50 cm per gli arbusti, 2 metri per certi alberi, 3 o 4 metri per gli alberi d'alto fusto. Ma io direi qualcosa in più, e lo dico anche alle pubbliche amministrazioni, noi su questo ci stiamo proprio battendo. Siccome noi piantiamo molti alberi durante l'anno nel Montello piuttosto che nella tradotta, gli alberi crescono, e quindi noi quando piantiamo un albero dobbiamo pensare a quello che succederà tra 20-30 anni, perché è un peccato vedere lungo le strade, nei giardini pubblici o nei parchi, dove magari dei sindaci spendono anche dei denari pubblici per piantare degli alberi, che poi a distanza di 10-20 anni devono essere tagliati perché non si era considerata la vicinanza a dei cavi, la vicinanza a dei fabbricati. Quindi noi piantiamo un albero in meno, ma vogliamo che l'albero che piantiamo sia un albero che rimane là per 30, 40, nel 50 anni. Giusto, al momento giusto. Al momento giusto. Quindi i privati devono sempre fare un passo indietro e chiedere all'ufficio tecnico o alle associazioni di categoria che tipo di essenza piantare e in che luogo sia meglio farlo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, Montello Bike, molto bello, andiamo a vedere, poi commentiamo. Su e giù per le prese del Montello e poi via attraverso 15 km di dorsale. Tra doline carsiche, grotte e risorgive, per gli amanti del cicloturismo la Montello Travel, agganciata anche quest'anno alla giornata mondiale della bicicletta, è stata un successo. Una 3 giorni baciata dal sole dove tutti, comuni, associazioni e agriturismi, hanno fatto la loro parte con iniziative di promozione turistica e piatti confezionati ad hoc. Dall'anno scorso abbiamo deciso come comune, ma non solo come comune, ma come DMC, quindi come ITUA, di sfruttare l'occasione di questa ricorrenza per far sì che la bicicletta diventi uno strumento di conoscenza del territorio, anche per attrarre turisti, ovviamente in bicicletta, che arrivano da fuori. Le attività sono state molteplici e continuano anche fino a domani, domenica 5 giugno, nel territorio soprattutto del Montello, che è una palestra a cielo aperto. Il luogo ideale per la bicicletta. Quest'anno la Montello Travel ha visto un'invasione di mountain bike ed e-bike. Gli amanti dell'MTB alla scoperta delle peculiarità del Montello grazie a percorsi resi fruibili al meglio dalle associazioni del territorio. Diciamo che i privati lasciano passare i ciclisti e appunto possono usufruire dei percorsi già delineati, già fatti, e tranquillamente, insomma, non c'è nessun problema. Il grosso vantaggio è appunto queste associazioni del territorio che si prestano bene alla pulizia dei sentieri lì dove le amministrazioni comunali non arrivano. Anche a vedere Cavallino Camping Pienone. Pronto? Meteo permettendo, sarà un ponte del 2 giugno da incorniciare sul litorale, con buone attese anche per le presenze da Austria e Germania tra i turisti più affezionati alle spiagge venete, in movimento per le festività di Pentecoste. Come da previsioni, gli arrivi già iniziano nei campeggi di Cavallino Tre Porti, si va verso il tutto esaurito. È una festività che riguarda soprattutto i cittadini tedeschi, in particolar modo in questo momento la maggior parte sono originari dal sud della Germania.
montagna. I campeggi in questo momento hanno un'occupazione di circa il 90%, quindi quasi il tutto esaurito, proprio come da previsione. 65.000 i posti a disposizione in una delle aree camping meglio organizzate di tutta Europa, con turisti che si fermeranno nelle prime settimane di giugno dai 6 ai 9 giorni. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'estate 2023 parte con il piede giusto. A Cavallino Treporti a premiare i turisti affezionati ci pensa l'amministrazione comunale. Abbiamo un indice di affezione altissimo, tant'è che proprio l'amministrazione comunale ha indetto questo premio che si chiama Ambasciatore del Turismo, dove si premiano persone, famiglie che tornano da 20, 30, 40 anni proprio sempre nelle stesse strutture, comunque a Cavallino Treporti. Allora Sindaco, cosa ci racconta? Siamo a settembre, un sole meraviglioso, sembra di essere a luglio, meglio di luglio, prego. Assolutamente, si sta molto bene, la bassa stagione o l'altra stagione è una stagione veramente strepitosa. Oggi ovviamente abbiamo turisti senza bambini di età scolare, quindi o bambini piccoli o persone senza famiglie e senza bambini, quindi è un turismo un po' particolare che è ben interessato alla bicicletta, alle passeggiate, sta anche in spiaggia, va a Venezia, fa appunto dei percorsi altri, e i campeggi e anche gli alberghi. Ho fatto ieri una verifica, un OGD, una riunione. Abbiamo quindi in sostanza veramente un territorio ancora molto pieno di turisti, di ospiti, quindi con possibilità di allungare la stagione lavorativa, e questo ci fa ben sperare. Abbiamo sempre il tema del lavoro però, cioè i dipendenti che oggi sono impegnati sono sempre troppo pochi perché si fa fatica a reperire lavoratori, è un momento difficile per questo tema e quindi insomma la stagione Cavallino Treporti in questo momento è particolarmente verde e rigoglioso perché comunque oggi quindi è molto bello stare. Abbiamo ancora i ristoranti tutti aperti, abbiamo una ricettività d'eccellenza, quindi siamo assolutamente orgogliosi della nostra comunità, del nostro territorio. Sindaco, il presidente della Federalberghi di Belluno, De Cassan, ha chiesto di impiegare queste persone che sono arrivate nel nostro territorio in queste strutture perché mancano queste figure. Ha detto mancano lavapiatti, mancano facchini, abbiamo bisogno di queste realtà, dobbiamo far coincidere offerta e domanda impiegando queste figure che noi non abbiamo, è d'accordo? Allora, devono essere formati e devono aver voglia di lavorare. Certo che non può l'Italia mantenerli gratuitamente nelle nostre strutture a far niente, anche perché nell'arco di qualche mese poi si trasformano in fenomeni di altro tipo. La mia preoccupazione è però anche che molti di questi migranti fanno passare in Italia poi per andare in altri paesi europei. Quindi la preoccupazione è che andiamo a impegnare risorse, forze dell'ordine, soldi, come dire, attività importante per poi avere una situazione veramente che va a trasferirsi in altri paesi. Forse la gestione dei flussi migratori deve essere fatta in maniera più puntuale dai paesi d'origine, vanno allargati i flussi proprio perché abbiamo bisogno di personale, ma l'Italia regolarmente deve essere implementata tutta quella situazione dei flussi con permessi di soggiorno e deve essere consentito in sostanza l'arrivo solo in quei casi lì. Quindi il filtro va fatto nei paesi d'origine e credo che la Presidente Meloni sia assolutamente in linea con questo principio. C'è tanto lavoro da fare. Abbiamo sentito il pensiero di Roberta Nesto, sentiamo il pensiero invece di Levis Martin. Sì, mi ricollego al video che abbiamo appena visto delle gare fatte in mountain bike su Montello. Quelle sono gare fatte ormai al mese di giugno. Ricordiamo gli ultimi due episodi, ci tengo in particolar modo. Abbiamo fatto l'XC del Montello, che è stata una corsa con circa 600 partecipanti di tutte le età. Avevamo i bambini di 10 anni, gli juniores, fino ad arrivare agli elite. Il percorso semipermanente sì, è nella nostra proprietà.
del Consorzio Bosco Montello. Ricordiamo che abbiamo realizzato sul nostro bosco questo percorso perché il Montello è privato. Altro dettaglio, il comune di Volpago in collaborazione con i comuni limitrofi ha organizzato la Gran Fondo, 48 km, passando per la prima volta sulla Polveriera, che è anche questo un bosco pubblico del comune di Volpago, ed è stato un successone. Grazie a Levis Martin, direttore del Consorzio Bosco del Montello, grazie a Roberta Nesto, sindaco di Cavallini Tre Porti, secondo mandato centrodestra, grazie, la posta di Mirella.